martes 28 ottobre 2024, due grandissimi ospiti. Abbiamo in presenza Gianni De Santi, presidente AMNI, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro. Grazie presidente De Santi di essere qua. Saluto anche collegato da Verona il professor Ugo Moretti, responsabile di farmacologia AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco Veneto. Grazie professor Moretti, lei non sa con quanto piacere la ospito, perché siamo in stato confusionale sempre, comunque. Io partirei proprio con lei, vediamo se la regia riesce a trovare questo importante servizio che abbiamo fatto qui a Media Nord-Est, Antena 3, di questa mamma dove è stato ritirato un farmaco per il figlio, poi le dirò il nome tutto se riusciamo a trovarlo, visto che abbiamo lei disperata perché sembra che sia stato ritirato dal commercio. Io, in attesa che riescano a trovare questo servizio, professor Moretti, vorrei capire com'è la situazione. Mancano farmaci? No, ma ci sono? No, non ci sono. Farmaci delle volte che vengono ritirati, adesso si parte con i vaccini. Ecco, siccome lei è una persona per bene, una persona che dice, che dà i numeri, quelli veri, perché un fisico mi ha detto l'altro giorno, professor Moretti, Mirella, quando fa le domande si faccia dare i numeri parlano da soli, non serve tante parole. I numeri parlano. È d'accordo, professor Moretti, che i numeri parlano? Sì, sono d'accordo. Buongiorno intanto a lei e a tutti gli ascoltatori. È giusto, i numeri parlano, vanno ovviamente in molti casi interpretati, soprattutto quando si parla di farmaci, di medicina in generale, dove ovviamente conta molto anche l'interpretazione, la valutazione di quello che si fa. Ci sono, riguardo i problemi che lei ha accennato, molti aspetti. C'è da una parte la politica commerciale di molte aziende che magari decidono di vendere di più un farmaco in un paese dove c'è un guadagno migliore, e quindi questo provoca poi dei problemi rispetto alla distribuzione di quel farmaco. Ci sono peraltro invece delle situazioni, adesso credo che si riferisca a questo il caso di cui lei parlava, ci sono situazioni di farmaci nuovi, importanti, che in prospettiva possono dare dei vantaggi, che vengono accelerati nel corso della loro approvazione, poi però questa efficacia deve essere continuamente dimostrata. Allora potrebbe capitare che un farmaco viene messo in commercio sulla base di prospettive che sembrano molto buone e poi i dati raccolti magari fanno evidenziare che questo vantaggio non è quello che si pensava all'inizio. Capita spesso anche con i problemi legati ai farmaci. Tenga presente che circa un terzo dei farmaci viene ritirato dopo che è stato inserito in commercio. Quindi questo è, importante sottolineare che i farmaci vengono continuamente valutati dopo la loro autorizzazione, sia per quello che riguarda l'efficacia e sia per quello che riguarda la sicurezza. Quindi, ripeto, vanno valutati i singoli casi per cercare di capire il tipo di problema, ed è importante soprattutto spiegarlo, soprattutto ai pazienti, quelli che li usano i farmaci. Allora guardiamo proprio questo servizio di mamma Elena e poi lo commentiamo. A sorpresa abbiamo ricevuto riscontro alla mail che avevamo inviato qualche giorno fa, dove appunto avevamo scritto a CHMP di EMA che saremmo stati lì come genitori. Elena Semenzato, insieme ad un'altra mamma di Novara e ad un papà tedesco, mercoledì sarà ad Amsterdam, nella sede di CHMP di EMA, nel giorno in cui verrà deciso il futuro di Translarna, farmaco che rallenta il progredire della distrofia muscolare di Duchenne nei pazienti con mutazione genetica. I genitori avevano comunicato all'Agenzia del Farmaco la loro presenza in Olanda. Inaspettatamente da EMA la risposta scritta, nella quale viene chiesto di comunicare il numero dei presenti e l'ora di arrivo nella sede di CHMP. Per noi è già comunque un faro di speranza essere stati considerati e aver ricevuto una risposta. Abbiamo sentito un interessamento e stanno capendo che noi veramente non scherziamo quando diciamo che se le cose vanno male andiamo alla Corte Europea.
La Corte europea come ultima spiaggia per 800 famiglie che da un anno stanno vivendo con il fiato sospeso in attesa di capire quale sarà il futuro di Translarna. Il farmaco aveva ricevuto da parte di CHMP 2 stop che avevano portato i genitori a rivolgersi alla Commissione europea, che con una decisione storica aveva invitato l'Agenzia europea del farmaco a rivedere le proprie conclusioni, prendendo in considerazione i dati di vita reali, supportati anche dai pareri dei sanitari al fianco di queste mamme e papà. Ma secondo EMA i risultati presi in considerazione non sono sufficienti per mantenere sul mercato Translarna, che in agosto aveva ricevuto un nuovo parere negativo. È una grande sfida, mi rendo conto, anche per l'Agenzia del Farmaco, perché non è che ci sono dei mostri, ok? Diciamo che in questo momento ci sarebbe il bisogno da parte un po' di tutti di collaborare. Elena e gli altri 2 genitori mercoledì hanno intenzione di non rimanere fuori dalla porta in attesa della decisione. Noi invece vogliamo proprio esporre la nostra volontà di chiedere di avere un'udienza anche solo con il Presidente. Professor Moretti, come commenta questo servizio? Cosa vuole dire a questi genitori disperati? Ecco, l'importanza di capire, di conoscere, di comprendere che l'informazione e la comunicazione sono fondamentali in questi casi. Prego, professore. Sì, ha ragione, la comunicazione è assolutamente fondamentale. Allora, cominciamo a chiarire che intanto questo CHMP che è stato citato è un comitato che all'interno di EMA fa le valutazioni sia per quello che riguarda poi l'efficacia o la sicurezza dei prodotti medicinali. Dentro questo comitato sono rappresentati tutti i paesi europei, quindi anche l'Italia ha la sua voce in capitolo e le decisioni vengono prese a maggioranza. Allora, in questo caso cos'era successo? Era successo che questo farmaco, stiamo parlando di una malattia rara evidentemente, dove è molto difficile trovare delle terapie che funzionano. Proprio per questo motivo, come dicevo prima, capita che ci siano nuovi farmaci che si pensa essere appunto efficaci in questo trattamento, che vengono approvati anche velocemente proprio per poter dare degli strumenti alle poche persone che sono ammalate. Dopodiché però la valutazione continua di questo farmaco. Ora la decisione di non rinnovare l'autorizzazione è chiaramente legata ad una valutazione scientifica dei dati che sono stati raccolti e si ritiene che sulla base di questa documentazione il farmaco non sia evidentemente sufficientemente efficace nella malattia. Io credo che sia importante ricordare che servono dati per dimostrare l'efficacia, che non ci si può basare sull'esperienza della singola persona o sulla sensazione che una persona ha se un farmaco funziona o non funziona, che sia appunto importante fare quello che si fa e che si deve fare con tutti i prodotti medicinali. Quindi chiaramente uno potrebbe, diciamo, andare nel dettaglio e contestare questa decisione, che ripeto è una decisione scientifica basata chiaramente su dei dati che sono stati raccolti, quindi ripeto è possibile avere opinioni scientifiche diverse, l'importante è però che se si ha un'opinione diversa che questa opinione venga presentata attraverso appunto degli studi che invece confermano questa efficacia. Ecco, io credo che sia, come dire, importante mantenere questo approccio, capire che sia per quanto riguarda l'efficacia che per quanto riguarda la sicurezza servono dati che dimostrino questa cosa. Non si può andare sulla base di sensazioni o di esperienza sul singolo caso, anche se ovviamente comprendo in pieno le difficoltà di genitori o di pazienti che sono alle prese con patologie importanti per le quali non esistono delle cure chiaramente efficaci. Sono situazioni chiaramente complicate, però credo che il concetto di mettere in commercio dei farmaci solo se si dimostra che sono efficaci sia un concetto che sia giusto, insomma. Professor Moretti, un'altra domanda che volevo fare è la quantità di farmaci nelle scatole. Molti dicono sono troppi, ma perché c'è questo spreco? Dovrebbero fare delle mini dosi. Lei cosa ci dice? Allora, guardi, il problema in generale è legato anche a questo uso inappropriato che si può fare dei farmaci, perché mettere più farmaci all'interno delle confezioni
pensiamo ad esempio agli antibiotici, no? Può portare poi i pazienti ad usare gli antibiotici quando questi non sono necessari. Quindi è chiaro, da una parte per farmaci cronici può essere utile avere delle confezioni che contengono più farmaci, proprio perché così si può facilitare l'accesso e l'adesione del paziente alla terapia. In altri contesti il numero di farmaci inserito può essere un problema. Le faccio un esempio pratico: la tachipirina, adesso faccio il nome commerciale, ma il paracetamolo, che è il farmaco che si usa per la febbre anche nei bambini, è un farmaco che, se preso in forti quantità, può provocare l'epatite, e la maggior parte dei trapianti di fegato nel mondo è proprio legato a intossicazioni da paracetamolo. Ecco, il paracetamolo all'estero era venduto in confezioni che avevano 100 pastiglie ed è stato deciso proprio di eliminare queste confezioni e di ridurre la quantità di farmaco, proprio per cercare di ridurre questo problema, insomma, dell'abuso di questo farmaco. È chiaro che ci sono decisioni che hanno anche, come dire, prese dalle aziende farmaceutiche, che quindi ragionano anche sulla base di dati di mercato in sostanza, però certamente è importante appunto non sprecare farmaci, è importante smaltirli nel modo corretto ed è importante non prenderli quando non servono. Questo è un punto importante. Allora, professor Moretti, ho avuto veramente la fortuna di avere anche il professor Garattini, Silvio Garattini, ospite, il quale ha detto chiaramente che c'è un abuso di farmaci incredibile e soprattutto che non c'è statistica né cosa succede quando uno prende anche 15 farmaci al giorno, le conseguenze che possono avvenire. Bisogna capire cosa c'è dietro l'angolo nel vero senso della parola, ma chi meglio di voi? Ecco, se ci fosse qui il professor Garattini che le dicesse queste cose, lei come commenterebbe, professor Moretti? Ma dico che è sicuramente un problema. Noi abbiamo circa un 30% degli anziani, cioè di persone sopra i 65 anni, io ci sono dentro in questa categoria, che prende ogni giorno più di 10 farmaci. Quando dico farmaco intendo principi attivi, perché adesso uno può prendere una compressa e magari non capire che dentro quella compressa di farmaci ce ne sono 3 o 4 diversi, perché ormai la tendenza è questa. Quindi in generale è vero, c'è la tendenza a usare più farmaci per patologie che magari una volta vedevano una sola terapia. Questo vuol dire che, non so, che un paziente che ha l'infarto adesso si trova una terapia con 4 o 5 farmaci. Questo ovviamente è diciamo un aspetto positivo, perché migliora, i farmaci ovviamente contribuiscono a migliorare lo stato di salute. Bisogna però usarli solo quando servono. Quindi un problema che abbiamo adesso è che quando una persona anziana, come capita frequentemente, ha 2, 3, 4 patologie, ogni specialista gestisce la sua patologia e questo paziente si trova ad avere terapie con 15-20 farmaci, alcuni dei quali per esempio vanno in contraddizione tra di loro. Quindi è molto importante appunto ragionare su questo discorso, cercare di fare ordine all'interno di queste terapie e ripeto, non prendere farmaci che non servono più. Ci sono farmaci che sono utili magari a 50 anni e che diventano poco utili o inutili a 70 o 80, insomma. Quindi è sicuramente un grosso problema. Allora adesso facciamo respirare il professor Moretti e passiamo a un altro ospite importante. Io vorrei leggere questo discorso che ha fatto il presidente Gianni De Santi, perché è una protezione, anche lui parla di protezione e di prevenzione. Cari membri, amici e ospiti, è con grande orgoglio che oggi mi rivolgo a voi come presidente dell'ANMIL, un'associazione che da oltre 80 anni rappresenta un pilastro di solidarietà e giustizia sociale per tutti quei lavoratori che hanno subito infortuni o malattie professionali. La nostra missione, fin dalla fondazione del 1943, è stata chiara: proteggere i diritti dei lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, sostenere il loro percorso di reintegrazione e lottare per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Oggi più che mai è fondamentale ribadire il nostro impegno per la prevenzione, perché il lavoratore ha il diritto, dovere, mai rischiare la vita o la salute nel compiere il proprio compito. Ogni infortunio, ogni malattia non è solo un numero nelle statistiche, ma una storia di vita che cambia. Come associazione non ci limitiamo a fornire assistenza legale o economica, offriamo anche ascolto, vicinanza e la certezza che nessuno sarà mai lasciato solo a combattere le proprie battaglie. Purtroppo i numeri ci remano contro, c'è ancora molto da fare. Le sfide sono molteplici. Dobbiamo continuare a lavorare per una cultura della sicurezza che sia prioritaria in ogni azienda e dobbiamo lottare affinché la legislazione sia sempre più attenta e giusta nei confronti dei lavoratori. In conclusione voglio ricordare a tutti che l'ANMIL non è solo un'organizzazione ma una comunità di persone che con coraggio e determinazione affrontano le difficoltà e le trasformano in opportunità di crescita e miglioramento. Continuiamo insieme questo cammino perché il diritto al lavoro è sacrosanto, ma lo è altrettanto il diritto alla sicurezza e alla dignità. Allora io ti ringrazio Gianni, con Gianni ci diamo del tu perché ci conosciamo bene, siamo volontari oltretutto, ma soprattutto ci mettiamo la passione in quello che facciamo, non c'è niente da fare. Però alla fine queste cose sanno gli addetti ai lavori, pochi. Ecco, ce la facciamo e ce la godiamo perché c'è proprio poca informazione e comunicazione. Ognuno fa, ma per conto suo. Invece è l'unione che fa la forza, Gianni. Far capire che solo con la prevenzione e il rispetto della tua persona e della persona degli altri possiamo arrivare ad avere non zero, ma un numero molto inferiore di persone che rimangono invalidi o addirittura muoiono nei posti di lavoro. Com'è la situazione, Gianni, dopo questo importante discorso che hai fatto? La situazione la stiamo osservando tutti i giorni dai telegiornali, dai giornali, dalla carta stampata, ci sono morti tutti i giorni e non si riesce a capire il perché. Il perché è solo nella testa delle persone. Cioè, qui le persone non vogliono capire che certe cose non si devono fare. Si deve stare al proprio posto, anche se il titolare dell'azienda ti dice tu devi farmi questo e tu sai che là ti può succedere qualcosa, tu devi dire no. Anche se lui ti dice fuori ci sono 500 persone che aspettano, devi avere il coraggio di dire no, perché c'è il sindacato e esiste la commissione interna. Se non arriviamo a questo, probabilmente non ci capiremo mai. Però Gianni De Santi è vero quello che dici, però è anche vero che io l'altro ieri ho fatto una segnalazione in settimana perché mi ero accorta che c'era questo cantiere aperto su questo enorme palazzo molto alto dove sopra il tetto c'erano queste persone che lavoravano senza il minimo di precauzione, ditte anche molto note, e non avevano né caschetto, guanti, non avevano niente. Addirittura è sceso un ragazzo col montacarichi seduto, senza nessun caschetto, perciò pensate voi. Quando è sceso io mi sono fermata e gli ho detto scusa ma il caschetto, le cose dove sono? Sopra, mi ha detto. Questo era un ragazzo di colore e io sono convinta che questo non sapeva neanche cos'è la sicurezza. Io sono convinta che questo ragazzo era, da come mi ha risposto, proprio ma nella maniera, sì ce l'ho ma è sopra, cioè qual è il problema? È sopra, ce l'ho ma è sopra, no, non deve essere sopra, lo devi avere in testa il caschetto. Forse c'è anche una certa superficialità nel senso mi non vo combatta e se capita dopo che si è avvocati, c'è di tutto di più, processi che durano 10, 15, 20 anni. E questi genitori, queste mamme, cito l'ultima, quella che sta facendo ecco, proprio della trasparenza su quella che sarebbe dovuta e dovrebbe essere la giustizia, mamma Monica Michelin, che tu conosci benissimo, questa mamma che non si dà pace, che non vuole soldi, lei vuole giustizia, vuole la certezza della pena, ma secondo te c'è la volontà di arrivare a questo?
Oppure con la legge attuale che abbiamo, alla fine chi è che vince? Chi è che vince alla fine? Io vedo sempre famiglie insoddisfatte dell'esito dei processi, piangono, urlano, non è permesso, oppure pene veramente lievi. Eppure stiamo parlando di ragazzi morti molto giovani, con una vita davanti, perché qualcuno non ha fatto prevenzione o la giusta prevenzione. Il problema, secondo me, è inutile fare leggi nuove ancora. Le leggi ci sono, bisogna applicarle. Quello che devono fare le istituzioni è mettere il personale a disposizione per i controlli, perché qui mancano i controlli. Ma mancano perché non ci sono? Perché manca il personale. Ma secondo te il personale si potrebbe trovare oppure è la solita storia come negli ospedali, non ci sono medici, non ci sono infermieri, non ci sono professori, non ci sono insegnanti, cioè manca tutto? Cioè non so, allora cosa facciamo? No, il problema è uno. Intanto bisogna iniziare fin da piccoli i bambini a insegnare a scuola, partendo dalla prima elementare, educazione civica e insegnare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Se lei ricorda bene, signora Mirella, si ricordi che i bambini... A noi i bambini ci hanno insegnato a fare la raccolta differenziata. Quindi se noi incominciamo a mettere in testa loro che certe cose non vanno fatte fin dalla prima elementare, probabilmente fra 20 anni accadrà quello che diceva prima, che ci sarà solo la fatalità. Abbiamo Daniele da Verona, vai Daniele. Salve, buongiorno a tutti i suoi ospiti. Allora, niente, le parlo da una persona che parecchi anni fa ha lavorato per parecchi anni in cantieri, ponti, viadotti, insomma costruzioni importanti. Allora, parlo diciamo così per la parte, fra virgolette, del dipendente. Allora, in primis la sicurezza lo deve fare il dipendente, perché magari si spara a zero tante volte sugli imprenditori, che colpa degli imprenditori, d'accordo, in parte, ma per grande parte la colpa ce l'ha diciamo così, il dipendente, perché magari il datore di lavoro gli dà in dotazione tutti i dispositivi di sicurezza, però per tanti svariati motivi non si usano male, quindi la colpa in principio al modo va al dipendente. Però c'è anche da dire una cosa, che chiaramente mancano i controlli, come diceva il suo ospite, però i controlli si possono fare anche in svariate maniere, senza impiegare chissà quanto personale. Ci sono i droni al giorno d'oggi, c'è tutto, riesci a vedere anche uno se è in bagno dal drone da fuori casa, mi scusi la battuta un po' così, quindi si può sopperire con la tecnologia a tante cose. Secondo me insomma questa è una direzione diciamo così abbordabile. Ecco, la ringrazio, buona giornata. Grazie a te Daniele. Prego Gianni, come rispondi a Daniele da Verona? Daniele ha ragione, le persone tanto che non si rendono conto che vanno incontro a un infortunio e continuano a lasciarsi andare a fare quello che le chiedono in maniera errata, ha ragione Daniele quando dice la colpa è del dipendente. Eppure su 10 aziende è stato scritto 7-8 non erano in regola. E allora come la mettiamo? Ma qui ci vogliono i controlli e torniamo al discorso di prima, Mirella. Il problema è questo. Se ci sono i controlli, e i controlli non devono essere fatti, cioè l'INAIL ha i suoi ispettori, lo SPISAL ha i suoi ispettori, ma tutti e due devono sapere come si muovono. No, uno non sa quello che fa la mano destra, deve sapere quello che fa la sinistra e viceversa. Esatto. Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano, ciao. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo dire sulla sicurezza del lavoro. Prima di tutto, anche sulla sicurezza del lavoro, il problema è che lo Stato ti sta mandando in pensione
a 70 anni. Lei se lo vede un muratore o qualcuno che lavora nei cantieri a piani alti a lavorare a 70 anni, lì è anche un rischio, perché tu un operaio, dipende dal lavoro che fa, non lo puoi mandare a 70 anni sopra il settimo, ottavo piano a fare dei lavori. Quindi lì il lavoro, secondo me, in Italia dove mandare in pensione o per farla alla grande a 62 anni, perché dopo la vita, dopo i 60 anni, è tutta una bella discesa. Quindi anche la vita ce la dovremmo anche godere, non lavorare fino alla morte. Poi il Signore diceva, se il datore di lavoro ti dice di fare una cosa e tu sai che è pericoloso, tu devi dire no. Sì, lo puoi dire no, però magari quando ti scade il contratto poi non ti rinnovano più i contratti. E quello è il problema, perché ci sono dei contratti precari e la gente ha paura che poi li lasciano a casa. La ringrazio, signora Mirella, e buongiorno. Grazie a te Sebastiano, tante domande purtroppo senza risposta, perché anche qua dobbiamo dire che anche se ci sono questi contratti, Gianni De Santi, è perché qualcuno ha firmato questi contratti, e qua ci sono anche i sindacati, perché se ci sono questi contratti firmati da qualcuno vuol dire che le persone, le ditte sono in regola con i contratti, e poi, come dice Sebastiano, è a discrezione del titolare come comportarsi. Però adesso vorrei passare anche al professor Moretti. È partita la campagna vaccinale, secondo lei com'è partita, professor Moretti, e cosa vi aspettate? Mi sembra che ci sia la consapevolezza dell'importanza della vaccinazione, o sbaglio, professore? Sì, è partita la campagna, c'è la campagna ovviamente come tutti gli anni, la campagna per la vaccinazione influenzale, e come novità che abbiamo adesso è partita la campagna, o sta partendo la campagna per la vaccinazione dei bambini molto piccoli per il virus respiratorio sinciziale, che è quello che causa una malattia, la bronchiolite, che ogni anno manda all'ospedale circa 900 bambini piccoli solo nella regione Veneto. Ecco, questa è una novità, perché appunto c'è questa somministrazione di questo anticorpo, questo farmaco che viene dato a bambini anche molto piccoli, appena nati, e che protegge il bambino per 6-7 mesi, cioè nel periodo più critico, per la comparsa di questa malattia. C'è stata un po' di polemica a livello nazionale, perché alcune regioni potevano permettersi di offrire questo vaccino, questo farmaco a tutti i bambini, altre regioni che non avevano i fondi necessari. Adesso pare che ci sia trovata appunto una soluzione e questa campagna possa partire su tutto il territorio nazionale. Quindi da una parte vede vaccinazione influenzale, che ovviamente vede in prima linea le persone anziane, e questo nuovo vaccino, nuovo anticorpo per i bambini invece molto piccoli. Ricordiamo che appunto tutte le vaccinazioni sono importanti, prevengono delle malattie importanti, e quindi hanno un beneficio-rischio che è assolutamente favorevole. Abbiamo Maurizio da Conserve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Trasmissione interessantissima oggi. Allora Mirella, parto subito col dire al professore nel mio settore delle pulizie. Allora, io praticamente, dottore, se posso chiamarla così, praticamente nel nostro settore abbiamo fatto i corsi per qualsiasi tipo di rischio. Allora, io per esempio ho fatto il corso della cesta, però non riesco ad andare su a 15 metri perché naturalmente non sono idoneo, perché naturalmente mi girava la testa, quindi non potevo andare su sulle ceste o su attrezzature, quelle che portano in alto per lavare i vetri delle ditte, eccetera. C'era anche un medico quando hanno fatto il corso e mi hanno purtroppo esentato da questa situazione. Quindi voglio dire che la nostra ditta, prima di mettere a repentaglio la sicurezza del lavoratore, voglio dire, si fanno dati corsi. Io per esempio ho fatto quello della sicurezza obbligatorio, e per esempio non posso andare su, come ripeto, nelle ceste oppure in qualsiasi altro tipo di trabatelli altezze tipo 15-20 metri, appunto per questo motivo. E come me ci sono altri colleghi che non
che adesso lavoriamo giù, facciamo i condomini eccetera, però non possiamo fare quel tipo di lavoro con tutte le sicurezze immaginabili, casco in testa, imbracatura e tutto quanto. Ecco, questo voglio dire, dottore. Ecco, quindi nella nostra ditta ci sono tutte le sicurezze immaginabili. Ecco, io con questo vi saluto a tutti. Ciao. Grazie. Mirella e buona giornata. Grazie Maurizio. Allora, prima di rispondere a Maurizio con De Santi dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Siamo col professor Ugo Moretti, responsabile di farmacologia AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco Veneto, grazie professor Moretti, e a Gianni De Santi, presidente ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi sul Lavoro. Allora, rispondiamo a Maurizio da Conserve. Gianni De Santi, ecco, la mia azienda è brava, fa tutte le cose in regola, facciamo i corsi di sicurezza, ma io vorrei capire poi se questi corsi funzionano e alla fine hai capito qualcosa, o forse magari anche le scuole, come dicevi tu Gianni De Santi, se forse i professori sanno cos'è il corso di sicurezza e lo praticano, perché bisogna vedere anche chi è che fa questo corso. Allora, io vorrei dire a quel ragazzo di Conserve, sì. Ecco, a Maurizio, che lui è uno dei fortunati che ha un'azienda che provvede per loro. Vorrei che tutte le aziende fossero così, ma purtroppo non è questa la situazione. Poi, tornando al coso, il mio vecchio presidente, Zoello Forni, che è andato in pensione, in data, eccolo qua, in data 21/4/2022, con il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, ha firmato un'intesa di protocollo con il MIUR per insegnare nelle scuole, in educazione civica, nell'ora di educazione civica, insegnare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Vorrei capire perché ancora il ministro dell'istruzione e il ministro del lavoro non si sono accordati su questo. Avete capito come funziona? C'è tutto, ma tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché non c'è la pratica e la volontà di attuare la pratica. Allora, professor Moretti, quello che vogliamo anche capire, era febbraio del 2023, e il nostro direttore generale dell'ULSS 2, dottor Francesco Benazzi, diceva che mancavano i farmaci, anzi l'ha ripetuto poi anche nel febbraio 2024. Com'è la situazione? Perché qualcuno diceva no, non è vero, i farmaci ci sono, altri dicevano non ci sono. Com'è la situazione nel Veneto a tutt'oggi, professor Moretti? Allora, come dicevo sul discorso delle carenze, ci si trova alle volte a dover affrontare anche delle politiche commerciali delle aziende che magari destinano i loro prodotti a paesi. Lei sa che il prezzo dei farmaci non è lo stesso in tutti i paesi europei e quindi un'azienda può avere la convenienza di spostare la produzione, la vendita di un farmaco verso un paese dove il farmaco costa di più perché incassa di più. Allora ci sono, come dicevo, situazioni diverse in funzione del tipo di farmaco, perché uno dei punti importanti è quello di far capire che in molte situazioni, a fronte di una carenza di una singola specialità medicinale, magari ci sono delle alternative. Ora, da questo punto di vista, in molte strutture, io parlo ovviamente anche per la mia, per questa qua di Verona, c'è un servizio a cui si può chiamare come pazienti e cercare di capire come può essere sostituito un determinato farmaco. È ovvio che questa cosa deve essere, questa informazione deve arrivare però principalmente a chi i farmaci li prescrive, quindi ai medici di famiglia evidentemente. Quindi ci possono essere, come dire, carenze legate a problemi strutturali, reali, altre legate a discorsi commerciali che purtroppo penalizzano i pazienti. È importante appunto cercare di capire se ci sono delle soluzioni, perché tantissimi farmaci hanno delle alternative, per cui a fronte della carenza di una specialità medicinale è possibile magari usarne un'altra, usare un prodotto equivalente che possa avere la stessa efficacia e che possa quindi garantire
la salute. Ripeto, è un discorso di informazione che deve però arrivare a tutte le figure, sia agli operatori sanitari, ai medici essenzialmente, sia ai pazienti. Professor Moretti, un altro problema è proprio questa comunicazione che spero di farla con voi addetti ai lavori molto preparati, siete eccellenze nel territorio, i farmaci generici. Io continuo a ricevere telefonate, non ci credo al farmaco generico, non mi fa le priorità che ha per me non vanno bene perché non vedo miglioramenti, mentre con quello con l'altro riuscivo veramente a curarmi bene, non ci credo e non è la stessa cosa. Ecco, spieghiamo invece, professor Moretti, l'importanza di ascoltate bene quello che dice il professor Moretti, perché parla uno dei più autorevoli addetti ai lavori per quanto riguarda i farmaci. Allora, parliamo di farmaci generici, perché dobbiamo insistere, non c'è niente da fare, professor Moretti, delle volte annoieremo anche, ma d'altra parte se sentono ma non ascoltano non va bene. Allora, ascoltate, prego professore. Allora, cominciamo dal nome, perché parliamo di farmaci generici, però diciamo nell'ambiente, nella farmacologia, il nome giusto sarebbe equivalenti, che è una parola che richiama di più il fatto che sono farmaci assolutamente uguali. Allora, come ripeto, là è collegato un po' al tema che dicevamo prima. Se ci fosse una differenza tra una specialità medicinale ed un'altra, è chiaro che l'azienda avrebbe tutto l'interesse di fare uno studio per dimostrarla. In realtà ci sono tantissimi studi pubblicati che hanno scientificamente dimostrato che questa differenza non esiste. E quindi, se parliamo di farmaci, non c'è, o meglio, ci possono essere delle piccole differenze tra una specialità medicinale ed un'altra, ma questo avviene anche per due farmaci di marca direttamente, anche se parliamo di farmaci di marca, ma ormai gli equivalenti sono fatti anche dalle grandi aziende, quindi non ci sono aziende di secondo livello o scarse che fanno i farmaci equivalenti o generici e quelle invece più buone che fanno i farmaci di marca. Quindi non c'è nessuna differenza sostanziale. Allora questo vuol dire che in una terapia cronica ovviamente una persona non andrà a modificare la specialità, comincia con una specialità e va avanti tranquillamente con quella, ma in generale è giusto usare farmaci equivalenti. Perché? Perché costano meno e tutto quello che riusciamo a risparmiare in questo settore non va buttato via, non è che vada chissà dove. Ci sono farmaci molto costosi, soprattutto in ambito oncologico, nelle terapie più importanti, e i soldi sono quelli. Quindi usare farmaci equivalenti contribuisce ad avere risorse per curare malattie magari più importanti, senza negare nulla alle persone. Bisogna tenere presente che quando andate in farmacia, quando i pazienti vanno in farmacia e alle volte il farmacista chiede di pagare qualcosa in più perché è stato prescritto un farmaco di marca invece dell'equivalente, il paziente ha tutto il diritto di chiedere al farmacista se esiste un prodotto equivalente che costa di meno, perché non sta cambiando la terapia, sta prendendo esattamente la stessa cosa. Allora, professor Moretti, io devo ringraziarla per una cosa, il significato della parola, il nome. Ecco, se loro avessero insegnato a usare questa parola che lei usa, che è quella più corretta, equivalente, non è la stessa cosa di generico. Mi scusi, professor Moretti, però qua in Italia, quando si deve fare una cosa bene, che si può fare, no, si deve dar cercare qualcosa di far male. Allora, l'equivalente ti fa capire da solo la parola equivalente, vuol dire quasi uguale. Generico dice tutto e di più. Ma perché c'è sempre questa confusione, professore? Ma perché non si deve dare il corretto nome a quello che devi dire? Ma perché si fa questo? Io, guardi, glielo posso assicurare che non ho mai sentito la parola equivalente, ho solo sentito generico. È mia questa sensazione oppure c'è qualcuno che ha sempre voglia di fare confusione? No, lei ha ragione. Le faccio un altro esempio che è altrettanto eclatante. Allora, tutti per descrivere la scheda tecnica di un farmaco usano la parola bugiardino, ok? Allora, questa è la prima cosa che insegno ai medici, ai futuri medici, agli studenti medici e infermieri.
non usate mai la parola bugiardino. Perché? Perché non ci sono bugie nelle schede tecniche dei farmaci, anzi potranno essere poco leggibili per i pazienti alle volte, ma per gli operatori sanitari, per tutti quelli che maneggiano farmaci, sono informazioni importanti. Non è pubblicità quella, non è come un foglietto che può essere inserito in un integratore o in una crema cosmetica. Le aziende non possono metterci quello che vogliono nelle schede tecniche dei farmaci, quindi non ci sono bugie lì dentro, ed è una parola devastante per il messaggio che lancia, dicendo ma non preoccuparti di quello che c'è scritto lì dentro perché tanto non è vero. In realtà non è così, anzi il foglietto illustrativo viene continuamente aggiornato e, ripeto, ha dei problemi di leggibilità che però sono problemi diversi dal fatto che ci siano bugie dentro. D'altra parte non mi meraviglio se pensiamo che hanno nominato delle leggi, messo il nome Porcellum o Rosatellum, capite bene che non c'è da meravigliarsi se poi ci ritroviamo con questa confusione, perché funziona così, non c'è niente. Allora andiamo a vedere adesso invece questo spreco farmaci, vi porto a Udine e poi lo commentiamo sempre col professor Moretti. Andiamo a sentire. Lo spreco di farmaci è sempre più un problema che impatta sia sulla disponibilità che sull'economia e l'ambiente. Ridurlo o eliminarlo del tutto è un impegno morale che può trasformare i medicinali in strumenti di solidarietà. Troppe volte i residui di terapie concluse per guarigione o anche purtroppo per decesso dei pazienti rimangono incustoditi e inutilizzati nei cassetti e negli armadietti delle case, mentre nel mondo ci sono paesi in cui non ci si cura o si muore per carenza di farmaci. Se ne è discusso in Castello a Udine al convegno Economia circolare del farmaco, una questione etica, economica e ambientale, organizzato dal Centro di raccolta farmaci di Udine. Abbiamo dato una piena adesione come farmacisti all'iniziativa odierna che prevede la possibilità da parte delle persone che si ritrovino in casa dei farmaci che non possono più utilizzare, farmaci naturalmente perfetti, non aperti, non in nessun modo toccati, farmaci che abbiano almeno 6 mesi di durata, e questi farmaci possono venire portati nelle farmacie che li raccolgono secondo un sistema naturalmente codificato, e poi questi farmaci, una volta raccolti, vengono smistati grazie all'attività delle associazioni e inviati alle persone che possono averne bisogno, sia in Italia che all'estero. Per invertire la rotta serve la collaborazione di tutti, anche delle istituzioni, come spiega l'assessore alla salute ed equità sociale di Udine, Stefano Gasparin. Sì, assolutamente, questo spreco deve essere sempre di più evitato. Noi ringraziamo l'associazione presieduta dal dottor Armani, che dal 2017 compie un lavoro importantissimo non solo per Udine ma anche per i paesi che stanno nel mondo. Penso all'Africa, penso anche all'Ucraina, che ogni 20 giorni vengono mandati farmaci più importanti vista la situazione delicata. Quindi noi sosteniamo come amministrazione questa associazione in maniera determinata e cerchiamo di dare un contributo concreto all'associazione. Allora, quello che hai visto anche tu, Gianni De Santi, è che in questi convegni, questi simposi, non ci sono mai i giovani, i ragazzi. Avete visto? È vero. Avete visto? Ancora una volta quello che dico sia vera. I ragazzi che dovrebbero essere coinvolti, che forse hanno anche un'idea del mondo diversa, non ci sono mai. La parola etica. Allora, professor Moretti, come commenta questo servizio, quello che ho detto, coinvolgere di più i giovani, fargli capire l'importanza, perché anche loro abusano di farmaci, una parte di loro devono sapere, genitori che danno gli ansiolitici anche ai figli perché dormano un po' di più, perché è nervoso e troppo agitato, dai ti do mezza pastiglietta, decidono loro anche la quantità, tutto fai da te. Ecco, come commenta e come ci saluta, professor Moretti? Allora, guardi, sono ovviamente problemi importanti. Per quello che riguarda il fatto di usare i farmaci in maniera inappropriata, questa la prima regola con tutti i farmaci è questo: se un medicinale non serve non si può dire vai, provalo perché tanto male non fa. Un danno c'è sempre con tutti i medicinali, quindi un farmaco si prende solo se serve.
Per quello che riguarda, diciamo, e ovviamente questa cosa deve partire, come è stato detto anche per altri temi, con un'educazione che parta già a livello scolastico. Anche noi come università abbiamo fatto dei progetti e ne stiamo iniziando uno a livello nazionale per partire proprio dai bambini delle elementari con questa formazione. Per quello che riguarda lo spreco dei medicinali, è ovvio che è un problema, è un tema che vede diversi aspetti, no? Il fatto per esempio di poter limitare le ricette col numero di scatole, questa è una decisione presa ancora tanti anni fa, ma diciamo che deve passare il messaggio, come quando si va a fare la spesa, non si comprano cose in più rispetto a quello che serve, ecco, quello di evitare di fare scorta di medicinali, quello di poter, adesso ormai tra l'altro al medico si possono richiedere le medicine anche senza andare direttamente in ambulatorio, quindi diventa più facile avere la prescrizione per poi andare in farmacia, quindi mantenere un consumo e una prescrizione che sia in linea con il consumo nelle malattie croniche. Poi è ovvio che rispetto invece alle quantità di pillole che sono presenti o di compresse che sono presenti in una scatola, ci sono anche delle politiche commerciali da parte delle aziende. Si era parlato alle volte di vendere alcuni medicinali con dose unica, limitata a quello che serve. È chiaro che il rovescio della medaglia è che uno non può tornare poi a fare la prescrizione troppo spesso, perché questo sarebbe una scomodità. Però certamente bisogna anche avere l'abitudine di non acquistare farmaci in maniera esagerata, di smaltirli nella maniera corretta quando sono scaduti e di non usarli quando non servono, quindi senza un controllo da parte del medico. Grazie veramente professor Moretti di essere stato con noi, lo salutiamo e ringraziamo. Io dico sempre che siamo a scuola tutte le mattine con la mia trasmissione, perciò dobbiamo ascoltare, non sentire, ascoltare, prendere appunti e poi fare la somma di quello che abbiamo sentito e fare le riflessioni corrette. Grazie veramente professor Moretti di essere stato con noi. Lei. Gianni De Santi, come ci saluti, cosa vuoi dire? Io vorrei... Che sospirone che ha fatto Gianni. Io vorrei, è una parola troppo forte, gradirei che le istituzioni si mettessero d'accordo e incominciassero a prendere dei provvedimenti seri con le leggi che abbiamo, senza aumentare le leggi. Quello che abbiamo va portato e messo in atto. È messo in atto. Umanamente l'errore può capitare sia al titolare dell'azienda sia al lavoratore, però bisogna essere coscienti di quello che succede. Basta parole, ma bisogna agire. Grazie anche a Gianni De Santi, presidente ANMI, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi sul Lavoro, di essere stato con noi. Grazie, pubblicità. Saluto veramente Gigi Pirollo, grazie Gigi di essere qui con noi, copilota Rally. Perché questo servizio, questo video? Perché Andrea Dan, Sicurezza Stradale,
Manuela, questo padre che ha perso questa meravigliosa figlia, anzi un abbraccio anche a quella famiglia che la scorsa settimana ha perso l'adorato figlio, questo 15enne in Vespa che non c'è più, questo dolore straziante che non passerà mai, perché inizierà proprio da San Zenone degli Ezzelini domenica 10 novembre a iniziare a fare una raccolta firme che avverrà in tutta l'Italia per l'airbag obbligatorio nelle motociclette. Visto che c'è questa possibilità, spera di arrivare anche a Bruxelles, ha già bussato alla porta per far capire l'importanza di mettere questa tecnologia veramente a favore di tutti, non solo di quelli che hanno soldi e possono permettersi, perché lo possono permettersi. Ecco, deve essere una cosa obbligatoria. In Italia funziona così forse e non tutti neanche con l'obbligatorietà riescono a capire che non si può morire per un banale incidente, non si può, perché la scienza, la ricerca e la tecnologia hanno fatto passi da gigante. Perciò dal 10 novembre questa associazione Sicurezza per Manuela con Andrea Dan inizierà a partire, aiutato anche da tantissime altre associazioni, ecco, per far capire l'importanza di firmare. Ci saranno questi banchetti, questa raccolta firme per capire l'importanza della sicurezza. Gigi Pirollo, cosa ne pensi, cosa vuoi dire? L'idea, buongiorno a tutti intanto, l'idea è ottima, bisogna vedere se si riesce a realizzare una cosa del genere, perché non è semplice, non è per niente semplice, visti anche i costi dell'airbag, perché è funzionale al massimo, va bene, ma i costi sono elevati. Quello che è mostrato sull'immagine sarebbe il top dei top, ma come fai a metterlo a tutti i motorini? Non tutti hanno questa possibilità qua. Parlando con l'Europa magari ci sono dei contributi da parte dell'Europa per questo discorso di sicurezza. Comunque io sai che sono molto critico su determinate cose, dobbiamo partire dalla base, l'abbiamo visto sulle macchine, sugli incidenti stradali, anche sulle moto la stessa cosa. Purtroppo abbiamo che non c'è da parte sia dei motociclisti ma anche delle autovetture il rispetto per gli altri, non c'è rispetto, non ci sono regolamenti. Allora io abito vicino a una scuola, vi dico la sincera verità che quando ci sono gli orari delle scuole è da aver paura, perché ti passano a destra, a sinistra, non c'è un'educazione stradale, quindi bisogna partire dalle basi. Poi cominci a far sì che la gente, che i motociclisti o anche le bici, attenzione, non solo i motociclisti, non superino a destra. Bici logicamente ci sta, perché non puoi superare a sinistra, ma se vai negli altri stati, non puoi superare a destra, assolutamente, devi metterti in coda, stai in coda, eventualmente superi. Purtroppo tantissimi incidenti, io non sto facendo su quello che è successo l'altro giorno, che lì è una roba niente, straziante. Il problema è che di questi incidenti ne vediamo centinaia al giorno, a volte muoiono, a volte si fanno male. Partiamo anche, sì, airbag, ma l'utilizzo del casco, avete mai pensato all'utilizzo del casco? Io vedo ragazzini, specialmente d'estate, che si mettono il casco tirato su del tutto. Il casco deve essere allacciato. I caschi devono essere allacciati. Io che corro in macchina, che facciamo i rally, ma in pista, i caschi vengono a controllare la partenza se abbiamo il casco allacciato bene. Per che motivo? Perché se non è allacciato bene, il casco a volte può fare anche peggio. Noi abbiamo i collari ANS, che è la stessa cosa. Cioè il collare ANS ti aiuta in caso di incidente perché non ti arrivi la rottura delle cervicali. Ma se il collare ANS deve essere posizionato in una maniera corretta sotto le cinture. Vediamo che tanti hanno le cinture e il collare ANS in cima. In caso di incidente questo aumenta la gravità dell'incidente, cioè ti rompi l'osso del collo. Ma allora vogliamo parlare di airbag? Va benissimo, perché sono io il primo, cominciano a usarlo anche nello sci, diventa obbligatorio o diventerà obbligatorio anche sullo sci.
ma per quanto riguarda le moto sarebbe il top dei top. Però, vedi, visto i Gigi, costi... il problema è che bisogna partire come fa questo uomo. Nonostante questo grave lutto che non passa mai, sta cercando di fare qualcosa per la comunità. Sai, in politica contano i numeri. Se lui si riesce a muoversi in tutta Italia, coinvolgendo i sindaci, che sono quelli poi che coinvolgono la popolazione con le loro manifestazioni, io sono convinta che Andrea Dan ce la farà. Tanto è vero che quando è stato bussato, era qua in trasmissione poi con me, con Cristina Guarda, che è stata eletta proprio in Parlamento europeo, quando ha fatto vedere questa cosa che ha portato lui, questo video che hai visto anche tu questa mattina, anche lei ha detto mamma mia, ecco, sicuramente darò una mano. Ma poi anche i sindaci che sono venuti, che gliel'ho fatto vedere, sono tutti favorevoli, perché in Italia bisogna partire, perché se cominci sempre a dire ma è meglio così, ma è meglio colà, ma inizia, intanto si parte e si vede anche la popolazione come risponde, perché questa è una cosa che riguarda tutti, perché se ti fai male, se non muori vai a finire quasi sempre in sedia a rotelle, perché la moto è pericolosissima, più ancora della macchina, questa è la verità. I morti che ci sono veramente dei numeri incredibili, anche se ci sono meno incidenti ma ci sono più morti. Allora il problema è che dobbiamo capire tutti quanti di mettere questa goccia nell'oceano e far sentire la nostra voce, anche con una semplice firma, perché alla fine se vuoi contare devi avere i numeri. Ma secondo te la sicurezza, visto che vediamo anche quando ci sono queste gare di motociclisti che ormai non si fanno più tanto male, cadono, ricadono, però hanno le protezioni. Ma perché non viene messa in atto? Stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando della vita delle persone, di giovani, meno giovani. Ma cos'è la sicurezza per la politica, secondo te? È un optional? Prego Gigi. No, non è un optional, però hai nominato i piloti professionisti delle moto, che sanno cadere, questi cadono non dico una volta alla settimana ma quasi, sanno cadere. Il discorso della caduta, e dopo inizia con l'airbag e tutto, ma hanno delle tute apposta per fare questo. Noi come possiamo dare una tuta a un ragazzino che va a scuola la mattina cioè è impossibile. L'airbag è una cosa invece fattibilissima, però bisogna cercare di limitare un po' i costi. Questo sì, perché io ho guardato, da quando mi hai interpellato, ho guardato un po' i costi, è una cifra anche le armi costano, Gigi, però si trovano i soldi per le armi. Anche quella cosa che abbiamo fatto in Albania costa 800 milioni e li abbiamo trovati. Anche la pista da bob costa milioni e li abbiamo trovati. Capisci che dove vogliono i milioni si trovano, e qui stiamo parlando della sicurezza delle persone. Voglio vedere quando Dan dirà queste cose come risponderanno i politici, quando nella bilancia metterai le vite umane e i soldi che vengono sprecati o spesi inutilmente per cose che di sicuro non sono di estrema attualità, o la sicurezza, o quelle persone che hanno le case allagate perché non sono intervenuti prima. C'è molto da dire. Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Mi volevo dirti che nel 1960, va bene, volevo dirti che nel 1960 col Motobi so cascare. Su cavalcaria di San Giuliano facendo una cura so cascare, mi so spaccato completamente. Da che a volta non so più mai in moto, e la moto era del mio fratello che correva in moto. Nel 1960 e conosco il Motobi, era una moto spettacolare, ma mi non era neanche abbondante. E dopo voglio dire che nessun costo c'è tanto per salvarti la vita. E dopo che sei moto da 30.000 euro, voglio dire che se anche ne spende dopo un bel che ti salva la vita, è la roba più bella che sia. Continuare a buttare lì 6 per andare in discoteca, mi compro l'airbag, ma torno a casa. Insomma, non è presso, ma vuole la sensibilità del governo di aiutare chi ha il motore, una roba, dargli una mano, un contributo per chi possa comprarselo. Giusto o no? O dobbiamo stare a 110 a chi ha dato case o case da 700-800 mila euro, e dopo facciamo tutte che puttanate che sia, fare armi, come che dice Mirella, e tutto
ma una cosa che spende quanti politici cosa ne costi? Politici, più che politici di tutti i tipi, non è. A 10-15 mila euro al mese e fa salvare la vita a un puteo che va a scuola. È vergognoso, come tutte le robe, non nasce fiori, fa seccare, aumentare gli stipendi, ti guarda che fiori, fra 2 anni, 1 milione di più. Una volta, cos'era un figlio mio, era 7-8 giorni per famiglia e non avevo neanche la pianta di fagioli sulla stua. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna aiutare se vogliamo chi faccia fiori. E ora tutti gli extracomunitari che sono qua, che mica neanche lavora uno solo, gli dà 5-6 fiori. Come può di fare fiori? Perché? Perché deve aiutare giustamente dallo Stato, allora mi paga tante robe sugli asili, i vagati, perché è giusto, ma bisogna che mettiamo un posto queste robe qua. A Neati non interessa che vada il Presidente, che vada in America a farsi bene di quella idea. Era tanti soldi di stipendio, non poi sapere cosa che vuol dire essere un po' areto, che si alza la mattina, che dice, lavora qui 75 anni, ma uno va a lavorare, fa qualcosa, 900 euro al mese, 1000 euro al mese, e dice che gli ha cresciuto la pensione, 2 euro gli ha cresciuto la pensione, gli ha da vergognarsi, è da vergogna, a dire che gli ha cresciuto 100 euro di pensione all'anno, cosa vuol dire che sia? Dimmi, ti va il pane e costa minimo 5 euro al chilo, la roba mangiare lo stesso, ma no Don Perignon, caviale e champagne. Beh, era da mangiare, è formaggio, 4-5 euro al chilo. È formaggio che è bianca, quello fresco. Sì, beh, se non fermo l'elenco, se no non veniamo più fuori. Grazie Rinaldo, è sempre Rinaldo molto attento, i temi sono veramente tanti. Certo che 2 euro in pensione fanno molto riflettere, però quello che ha detto Rinaldo, Gigi, è molto importante. Ho preso la moto e non la sapevo guidare. Tu sei uno dei pochi che hai sempre detto che i ragazzi e le persone quando escono dalle scuole guida non sanno guidare. Ma molti di loro. Continui a dire che è vero, che bisognerebbe cambiare anche questo sistema, ecco, sì. Oppure vedi dei miglioramenti? Cosa stai vedendo? Ma vedo pochi miglioramenti visti tanti incidenti. Bisogna collaborare con le scuole guida assolutamente per venire, per arrivare a far sì che questi ragazzi che escono dal neopatentati abbiano un po' di giudizio. Però sai, anche se questi hanno giudizio, però guarda quanti milioni di automobilisti che ci sono in Italia, ma non solo in Italia, che vanno per i fatti loro. Cioè il telefonino, sai benissimo che io odio il discorso del telefonino, distanze di sicurezza, c'è il disastro. Metti tutti insieme queste cose, è logico che succedano gli incidenti. Se poi gli mettiamo che questi ragazzini di 15-16 anni che vanno col motorino, che educazione hanno avuto stradale? Mi volete dire che educazione? A 15 anni facciamo fatica a mandarli a scuola e fanno quello che vogliono a scuola perché attaccano i professori di qua e di là. Gli diamo in mano un motorino, perché dopo ci sono quelli bravi e quelli non bravi. Poi l'educazione del casco, ma ragazzi, io vedo, come ti ho detto prima, vedo i ragazzini col casco messo su, a parte non chiuso, ma non fissato bene nella testa. Ma com'è possibile? Il primo schianto che fai, sì, ti rompi l'osso del collo, cioè ti rompi anche la schiena, ma è la testa che dopo si sbattono dentro su una macchina e la prima roba che fanno è la testa. Non hanno il casco allacciato, si fanno assolutamente molto più male. Quello che intendo dire io, collaborazione, se noi tutti È caduto Gigi, vediamo se lo riprende. Eccolo qua. Ecco, se noi portiamo tutte le firme possibili e immaginabili al governo, ma non solo al governo, che cosa succede? Che prenderanno in mano la situazione. Magari potrebbero mettersi d'accordo con qualche azienda perché ci sia la possibilità di avere degli airbag a un prezzo importante perché nel senso basso di prezzo, perché sappiamo che gli airbag costano. Ma obbligare tutti sarebbe una roba troppo bello. Ma come fai? Mi volete dire come si fa?
Ci si mette attorno a un tavolo tutti assieme, Gianni, stiamo parlando della sicurezza delle persone in Italia, non di un singolo di Troia. Allora se vogliono possono trovare, il problema è se vogliono veramente fare o solo parlare. Abbiamo Luciano da Desenzano, vai Luciano. Mirella, buongiorno. Buongiorno. Purtroppo ho 59 anni di patenti. Ho 59 anni patenti e mi sento di dire purtroppo c'è molta disattenzione, non mettono le frecce, girano a sinistra o a destra, non mettono le frecce, c'è disattenzione tantissima, sia da chi va in macchina, sia da chi va con le moto. Non mi ricordo il pilota di rally, come si chiama, niente, l'ho già raccontato Mirella qualche mese fa. Qua, io abito qua tra Desenzano e Senione, ero in bicicletta, 2 Ferrari, c'è 50 all'ora, 2 Ferrari hanno sorpassato a 130-140. Allora cosa servono i 50 all'ora, le multa nova? Insomma, l'ultima Mirella, io ti do un consiglio, tutte le volte che parli di queste cose devi dire ai pedoni che non hanno la precedenza, io non ho la precedenza pedone, io attraverso la strada 1000 volte a piedi o con la bicicletta, ma bisogna guardare se la macchina che arriva ti vede, bisogna guardare, si buttano sulle strisce, me l'hanno fatto anche a me, si buttano senza girarsi, c'è molta disattenzione inutile, poi strade anche fatte un po' male e tante altre piccole cose. Vi saluto, buongiorno a tutti. Grazie caro Luciano. Sì, è vero Luciano, ma è anche vero che quando tu vedi che che arrivi su un centro storico specialmente, oppure ci sono le strisce pedonali, se si vedono, perché anche là è tutto dire, devi fermarti prima, non è possibile che la macchina si fermi sopra le strisce pedonali, non è possibile. Allora c'è sempre un 50 e un 50, il problema è l'educazione, come il rispetto della persona, esatto, quello è il grande problema che abbiamo. Cioè tu non ti puoi fermare sopra le strisce pedonali perché non l'hai vista, no, se ti fermi vuol dire che l'hai vista e questa non può buttarsi all'ultimo momento, c'è sempre un 50 e un 50, però sbaglio Gigi Pirollo. No, hai perfettamente ragione. Uno, in centri abitati, secondo me, bisogna andare piano, perché ci sono tante strisce pedonali, hai detto una cosa giustissima, che non sempre sono segnalate bene, cioè non sono bianche, devono essere dipinte giuste per terra e dovrebbero essere, quando vedi che è scolorata, ridagli la tinta. 1. 2. Quando si parlava di rispetto, questo io chiamo rispetto per i pedoni, per le biciclette, per tutti, cosa che invece non c'è, ultimamente non c'è. Io giro molto in macchina, quindi so benissimo cosa succede e vedo che è incredibile, ogni giorno sei a rischio di fare un incidente, perché c'è sempre quello che va per i fatti suoi, non è concentrato, perché in macchina bisogna essere concentrati, in moto la stessa cosa, in bici anche. Ci sono certi che non rispettano assolutamente il codice della strada. Il codice della strada è il telefonino, perché ultimamente il telefonino, poi la velocità. Esageriamo a volte perché i 50 all'ora con le macchine di adesso sono, ma non so se ti ricordi, l'ultima volta che avevo parlato era anche quelle delle corriere di linea o quelli che portano gli studenti a mattina o al pomeriggio, ma guardate che una corriera a 50 all'ora, 70 all'ora, come passano davanti ogni tanto a casa mia, fermatela una corriera a 70 all'ora e fermate una macchina a 70 all'ora. Capito la differenza che c'è? Bene, se tutti noi rispettiamo i limiti, la cosa sicuramente, gli incidenti potrebbero essere inferiori. Ma, come ti dico, i 50 all'ora in centro abitato, se andiamo a misurare ogni volta i 50 all'ora, io penso che il 70% delle macchine non è a codice, sono a 60-70 all'ora.
poi l'uso del telefono è incredibilmente deleterio per la concentrazione nella guida, sei sempre lì col telefono in mano, adesso si vive col telefono. Cominciamo a limitare tutte queste cose, ma da dove è che si inizia? Con la scuola guida, perché questi iniziano con la scuola guida. Secondo te non dovrebbero essere fatte più ore di scuola guida, l'orale? Capisco che ci vorrà anche l'orale, come dici giustamente tu, perché c'è una segnaletica, ci sono delle cose che devi imparare, ma la macchina ormai, inutile che studiamo il motore, se si ferma dobbiamo chiamare il carro attrezzi, perché è inutile che continuino a dirci, cioè cosa che hai fatto a macchina se si ferma, cioè, il carro attrezzi. Ecco, eppure si continua a insistere su questo. Secondo te qualcuno che non ascolta, Gigi? Perché le cose sono anche chiare, le hai anche dette, mi sembra in maniera molto anche significativa. Prego. Ma non è che bisogna iniziare a collaborare di più con le scuole guida. Le scuole guida devono fare, e stanno facendo, perché non ho mica detto, non sono contro le scuole guida, ma bisognerebbe essere più severi su determinate cose. La segnaletica è importantissima, ma attenzione, adesso vengo contro determinate segnaletiche. No, fermo, perché abbiamo Vladimiro da Rovigo, se cade la linea, poi continuiamo. Vai Vladimiro. Grazie, ciao Mirella. Ciao. Prima di partire una battutina, prima ascoltando Rinaldo mi sono venuto a pensare che sarebbe utile anche una campagna per far mettere il casco ai gondolieri. È una battuta, no? Ah, bravo Vladimiro. Sì, no, però grande Vladimiro, bravo. Il discorso che fa il tuo ospite telefonico, il discorso che fa il tuo ospite lì in collegamento, però è giusto, ma che manca un aspetto che per me è fondamentale, è che lei è uguale al discorso della certezza della pena per quello che riguarda i delinquenti e via parlando. Cioè, quando che così incidenti di moto, che persone perdono la vita così, mi sta contento anche a sentire come che capita, e purtroppo molto spesso capita, perché quel che guida moto fa delle manovre che dire azzardate è poco. E capita, adesso dispiace che ha perso la vita, ma anche lì su Romea o anche lì nei veneziani, fa di sorpassi chi è azzardatissimi e va a sbattere. Cioè, collaborai un giudice di pace dove si faceva i ricorsi contro le multe, che era un particolare che mi colpiva. Cioè, quando che c'era la multa con la foto e non era fermata la persona, arrivava a casa di chi che era titolare della macchina la multa con ritiro della patente, a meno che questo non spedisca alla polizia stradale o chi aveva la multa e il nome di chi che era la guida, perché loro dicevano che bisogna per forza, per insegnare come si fa a guidare, sapere chi che era la guida. Se però uno pagava 200 euro, basta, saltava tutto, non era più questa necessità di capire chi che era la guida e via parlando. Cioè, era come dire una barzelletta, cioè se ti paghi non ti capita nulla. È per quello che mi dico che è uguale al discorso della certezza della pena. Cioè, assieme a tutte le sicurezze come casco, airbag, che vuoi però anche che il codice della strada sia veramente severo. Cioè, quando che una persona fa delle manovre spericolate e azzardate per se stesso o anche per gli altri, che deve essere di tiro della patente, ma deve essere effettivo e per lungo periodo, e allora solo in che modo lì una persona sta un attimo più attenta a quello che fa finché guida. Questo qua fa salvare 2, 3, 6 vite, benissimo, perché se no se persone, soprattutto quei più spericolati o quei più ricchi, quelli che hanno macchinone, i sacchi si sgamma sempre. Sì, belle parole, ma non si arriva a nulla. Io voglio una certezza della pena, cioè una severità maggiore che chi che fa certi sgarri per strada deve pagare in maniera certa ma anche pesante, se no cambierà molto poco. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te invece Vladimiro. Sentiamo Gigi Pirollo come commenta la telefonata di Vladimiro. Beh, quella del rispetto della velocità e tutto l'abbiamo visto sulle macchine, ma purtroppo abbiamo macchine che vanno sempre più forti, le strade sono quelle che sono, abbiamo segnaletiche che non sono per niente precise, giustamente la pena deve essere chiara perché tanti fanno
fanno degli errori incredibili e non vengono mai castigati. Io non sto dicendo perché potrebbe succedere a tutti, ma se limitiamo un po' le velocità e facciamo sì che la gente rispetti il codice, secondo me qualche vita la possiamo salvare. Ma ti ricordi che io ho fatto diversi interventi sugli incidenti stradali? Delle macchine tornano dalla discoteca alla notte, sono tutti ubriachi e di qua e di là. Ma queste robe qui non devono più succedere, non devono più succedere. Si legge un po' meno di incidenti da ubriachi, a meno che non può darsi che magari mi sia sfuggito qualcosa, ma è specialmente d'estate che fanno degli incidenti incredibili intorno alle 5 di mattina. Uno che guida e 4 in macchina, esce di strada, ne muoiono 3, 4. Ma ragazzi, perché la velocità è eccessiva? Poi che ci siano le macchine che vanno bene, che vadano forte, le macchine escono anche con le macchine piccole. Un'altra cosa che vorrei far presente, che chi è che va a controllare le gomme delle macchine? Andate mai a controllare, a parte la pressione, perché quella è l'usura delle gomme. L'usura delle gomme, se voi andate con una gomma che è finita sull'acqua, ma potete essere mandrache, uscite di strada. Allora, cerchiamo di controllare tutte queste cose qui. Non so quanto insegnino nelle scuole guida il controllo delle gomme, perché purtroppo, per fortuna non devo rifare la patente, ma se dovessi rifarla vorrei capire se ci sono anche i controlli delle gomme. Chi è che li fa? Tu vai a vedere il controllo della gomma, tu dici sempre che la tua gomma, pur di non cambiarle, va bene, va bene, va bene. Poi troviamo il viscido. Basta solo che ci sia un po' di viscido su una curva e esci di strada. Guarda Gigi che hai detto una cosa importantissima, guarda sono convinto che a casa tantissimi diranno mamma mia che gomme goimi, cioè, lo dico in dialetto veneto, perché è così, hai ragione, sono cose importantissime, ma se non vengono dette ripetute, non vai da nessuna parte e poi come dici tu basta un po' di bagnato, specialmente in questo periodo da noi, poi non ne parliamo e succede il finimondo. Mirella da Riese, vai Mirella. Ciao, buongiorno al suo ospite e a tutti. E ora volevo dire una cosa, siccome io abito al centro proprio, ci sono 5 pedoni da attraversare e comunque una volta ci stava un vigile, adesso non si vede più neanche in comune il vigile, in nessuna parte, non so dove sia, comunque a Mogliano ce n'erano 2. Uno al terrario e uno vicino alla chiesa perché c'era una strada che andava per German, Marcon, di là. Porca miseria, ma non c'è un vigile in nessuna parte? Ci vorrebbe questi? Grazie Mirella, molto chiara anche Mirella. Allora andiamo a vedere questo video, Strada Amica, Gigi Pirolo, prima parte, perché è importante capire anche che c'è chi ce la mette tutta come noi, che stiamo cercando anche di aiutare queste persone a capire l'importanza di ascoltare e di mettersi in sicurezza, anche facendo prevenzione. Andiamo a sentire. Io di professione faccio uno sport che è l'automobilismo, ma non vuol dire perché faccio l'automobilismo e devo andare forte, sono quello che insegna ad andare piano, cioè vuol dire rispettare quello che sono la macchina, i limiti. È una cosa che ho notato molto, che praticamente i ragazzi che fanno la patente adesso hanno una infinità di problemi, cioè non sanno guidare e mettiamo in macchina sti ragazzini che non sanno cosa fare. Cioè io faccio un corso, parlava il signor Sindaco, a Belluno, facciamo con la provincia di Belluno, con le scuole praticamente che arrivano fino a 18-19 anni, ecco, facciamo dei corsi di guida, ma non corsi nel senso di guidare così. Spieghiamo assieme alle forze dell'ordine che sono polizia, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, ULS e noi che gli spieghiamo un po' tutto. Bene, sapete che su 90 o 100, l'ho fatto l'altro giorno, 100 persone, 100 ragazzi che sono saliti in macchina, eravamo in 3,
90 non sapevano guidare, con la patente questi ha presa la patente. Allora, quello che io dico, perché sentire, guardate, prima avevo il nodo alla gola, io ho la fortuna di avere 2 figli che però li ho qua ancora, quindi non dico niente, però l'educazione, ma non perché anche voi avrete dato un'educazione, l'educazione che dobbiamo dare ai nostri figli è educazione e rispetto quando si va in macchina. Adesso nessuno rispetta perché c'è precedenza, semafori, vanno dentro a tutta. Macchine che sono pericolose, ma non perché sono pericolose loro, perché chi le guida è pericoloso. Abbiamo visto l'alcol, abbiamo visto la droga. Ragazzi, telefonini, cinture di sicurezza, distanze di sicurezza tra la macchina che davanti. Andate in autostrada. In autostrada si viaggia a 130 all'ora e quello che ti sta dietro è a 2 metri. Mi volete dire se c'è un piccolo movimento ed è disattento, tamponamento, viene fuori il disastro. I ragazzi di adesso, in scuole guida, non ce l'ho contro le scuole guida assolutamente, ma insegnano, metti a posto lo specchietto, metti le cinture, fa questo e quello, ma sulle grandi strade di circolazione, cioè superstrade, autostrade, non li mettiamo. E questi ragazzini di 18 anni li mettiamo ad andare in autostrada, è una roulette russa, giusto? Perché non hanno i riflessi, non sanno come comportarsi. Quindi quello che io insegno, sì, noi siamo bravi a guidare forte, ma insegniamo anche a rispettare e guidare bene. Allora Gigi, sentendo queste parole ti sei risentito, eri presente, hai sentito questi genitori che hanno perso i loro figli quel giorno e tu l'hai ricordato, ecco ancora il nodo, questo dolore in mani, questi genitori che però cercano di rimboccarsi le maniche, hanno fatto squadra e adesso cercheranno di fare assieme anche questa raccolta firme per l'airbag obbligatorio, però quello che dici è vero, cioè non sanno guidare, questa è la realtà, inutile fare tanti giri di parole, ma allora cosa si può fare per far capire invece l'importanza di saper guidare? Non puoi usare la frizione e il freno e non sapere neanche cosa devi usare, l'acceleratore, questi fanno una confusione, invece di frenare accelerano, invece di accelerare frenano, tu ti ritrovi veramente alle volte in situazioni paradossali. Prego Gigi. Allora, dal servizio che abbiamo visto l'altra volta, che abbiamo fatto l'altra volta, che è stato molto molto interessante, spero di ripeterlo. Allora, una cosa che è incredibile, noi per vedere come frenano, per capire l'abilità di questi nuovi neopatentati, mettiamo un birillo alla fine di un rettilineo e gli diciamo fermati prima del birillo. Questi cosa fanno? Poco prima mettono giù la frizione e poi schiacciano il freno, l'esatto opposto di quello che dovrebbero fare. Mi volete dire perché? Perché fate questo? Ci hanno insegnato le scuole guida, non tutte, ripeto sempre, non tutte, e non voglio mettermi contro le scuole guida, ma questa roba qui non esiste. Ma questo è uno, poi succede l'imprevisto, cosa fanno? Bloccano le ruote, non sanno che cos'è un controsterzo, non sanno che cosa bisogna fare in caso di imprevisto. C'è lì che bisogna lavorare forte, no sul motore come hai detto, perché tanto quando si rompe il motore andiamo caro attrezzi e finito. È una cosa che deve partire dall'ACI, dalle scuole guida, da una serie di cose tutti insieme per lavorare, ma chi insegna deve essere altrettanto bravo a farle queste cose qui, Cioè non è che mettiamo XY a insegnare, perché io vorrei vedere tanti e fare un controsterzo, la vedo dura. Giusy da Treviso, vai Giusy! Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Allora, ieri Mirella ero in macchina e 2 ragazzini dietro di me con un motorino tipo Vespetta, ma piccolissimi, guarda che loro se avevano 13 anni sono tanti, facevano zig zag dietro, poi mi hanno
sorpassato e il primo davanti dopo ha girato a sinistra senza mettere fuori il braccio. Il secondo per fortuna l'ha tirato fuori e veniva avanti un'auto. Ma quelli lì, ho detto a mio marito, ma quei due ragazzini hanno una vita breve, perché se corrono così in quelle maniere, l'autista che veniva avanti, ma cosa poteva fare? Ma se li aveva davanti, frenava sì, ma dopo. Questo è il problema. I genitori non dovrebbero dare questi motorini a questi ragazzi, perché dopo dicono ma gli anziani sono anziani e non sanno guidare, non stanno attenti. Ma sono loro i giovani che fanno più incidenti di noi, Mirella. Sono i giovani, tutto il giorno che muoiono, tutto il giorno. Non dovrebbero dare niente a questi bambini, perché se avevano 13 anni sono tanti, come ti ho detto. Ma come si fa? Tutto zig-zag davanti. Ho detto a mio marito, io ho paura a correre per la strada, perché ma se li prendiamo sotto la colpa è nostra, non loro. Perché dopo sono minorenni e non sanno cosa fanno e così e colà, come tutti i fatti che succedono. Vi saluto. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Giusy e le critiche. Il problema forse, Gigi Pirollo, e vorrei sentire e poi rispondere anche a Giusy, se sei d'accordo su tutte queste manifestazioni che si fanno a favore della sicurezza stradale. Secondo te, anche farne 4 all'anno, anche, non so se tanto importanti o meno, ma riusciamo a entrare nella mente di questi ragazzi, oppure quando è finita la gita, ciao, non sono andato a scuola, ho fatto un'altra cosa, ma forse non mi ricordo bene. Secondo te si cattura così l'attenzione, oppure bisognerebbe fare proprio tutti i giorni a scuola, tutti i giorni sicurezza stradale? Magari anche il pomeriggio, visto che sono sempre annoiati, non sanno cosa fare, che dicono che si annoiano. Allora vediamo come fare. Cosa dici, Gigi? E rispondiamo anche a Giusy. Sì, allora, quella dell'educazione, dovrebbe esserci anche educazione stradale a scuola, ma non è facile, come ti dico, avere... Se tu hai un buon insegnante impari, se tu hai un cattivo insegnante non impari niente, ti stanchi della materia e non la segui, non ne frega niente. Ho visto, come ti avevo sull'altro servizio a Belluno, successa una cosa che mi ha fatto un po' pensare. Avevo visto dei ragazzini che non sapevano frenare, assolutamente, li saluto, gli ho spiegato, poi li vedo partire a tutta in macchina. In 3 in macchina, a tutta. Io ho detto, allora cosa è servita la lezione fatta da me? Hai capito? Quindi, come ci sono i motorini, perché dopo succede l'incidente e tu stai andando per la tua strada, questo ti taglia la strada, e dopo cosa diciamo? Lo tiri sotto, lo uccidi, succede, può succedere. Di chi è la colpa? Stai male tu? Perché dopo nella vita tu avrai sempre la coscienza. I genitori del ragazzino morto stanno male, ma se non gli insegniamo a questi ragazzini l'educazione dalle all'inizio. Bisognerebbe iniziare addirittura dalle elementari, neanche alle scuole superiori, dalle elementari. Sono d'accordo Gigi, il problema è che si potrebbe fare e non si fa, il problema sempre dei fondi, il problema sempre del tempo, ma la scuola non può vivere solo di didattica ormai con i problemi che abbiamo, va ripensato anche proprio un'informazione scolastica, un'educazione civica, come hai detto tu, con persone preparate, con persone competenti, perché non è che tutti possono fare tutti solo perché si chiamano insegnanti, ma quello che ti dico, secondo te anche Gigi, anche tutte queste rotonde, non si capisce più niente, 1000 cartelli sulle rotonde, stessa scritta, la vedi 4 volte, non sai neanche più quale prendere. No, ecco, allora, secondo te servono, sono proprio state necessarie o anche qui abbiamo un eccesso di rotonde e non spiegate e non illuminate? Perché pensiamo, Valpadana piena di nebbia, tu dimmi se arrivi con la nebbia in una rotonda, se vedi i cartelli e cosa devi fare. Prego, non dovrebbe esserci più illuminazione, Gigi? Cartelli molto pochi, più grandi, più visibili, più illuminati. Prego Gigi.
Allora, quelle delle rotonde hanno sveltito il traffico assolutamente, perché se metti un semaforo ogni volta è un disastro. Quindi le rotonde, io che giro abbastanza il mondo, ci sono dappertutto. È questione di entrare nell'ordine di idee che è la rotonda. Quella di segnalarle meglio è verissimo, con luci, devono esserci delle luci. Il problema è anche i cartelli, perché a volte è lì che mi incacchio, tante volte, ti mettono limite 70, 50 metri dopo, 50 metri dopo, 70, tu non capisci. Se sei un attimo disattento e ti mettono l'autovelox in quel tratto lì, tu sei fregato. Molto importante questo che ti dico, perché quando hai troppi cartelli non sei più concentrato sulla guida perché hai paura e guardi i cartelli e non guardi la strada. Bisogna mettere un tratto di strada a 90 all'ora, bene, me lo metti per un X, anche 1 chilometro, 2 chilometri, ma non puoi mettermi 90, 70, 50, 90 ancora. Uno si perde con queste robe qua, si perde. Segnalare meglio le strisce pedonali, questo l'avevo detto prima, perché se vai in qualsiasi città il 60-70% delle strisce pedonali non sono segnalate bene. Di sera dovrebbero avere una luce, che almeno sai che c'è la luce, vedi il pedone. Però se metti le strisce pedonali col buio, adesso poi c'è l'ora legale, quindi alle 5 è già buio, se uno ti attraversa la strada sulle strisce pedonali, lui fa il suo, ma non lo vedi perché o c'è la visibilità poca, perché se piove ed è con lo scuro hai meno visibilità. Mi vuoi dire, lo prendi in pieno anche se non vuoi, anche se tu sei attento perché ti sbucano. Quindi anche quello che diceva di controllare, io quando attraverso la strada non è che perché sono sulle strisce pedonali passo a manetta, no? Guardo a destra e a sinistra perché ci può stare che uno sia disattento, purtroppo è la verità. Un'altra cosa che volevo dire, le biciclette sui marciapiedi devono smetterla di andare. Se c'è il divieto di andare sul marciapiede, io che esco di casa anche a 0 all'ora e mi trovo la bici e prendo il ciclista, dopo vado io sulle rogne, lui magari si fa male, ma vado io sulle rogne. Questo non deve essere. Questo si chiama rispetto. Non si può andare sul marciapiede. Non si va. No, tutti che vanno sul marciapiede. Giovani e vecchi, attenzione. Non solo i giovani. Gigi, siccome devo correre perché siamo quasi in chiusura, e dei monopattini cosa mi dici? No, perché anche qua mettiamo in sicurezza. Allora, prima mettono i monopattini, poi si accorgono che non funzionano così perché sono pericolosi, poi cercano di intervenire. Questo nuovo codice della strada che adesso sembra che diventi decreto legge. Prego Gigi. Allora, dei monopattini sai come la penso io, cioè vanno come delle moto, e quindi dove vuoi andare? Anche quelli sono pericolosissimi. In più, se ci sono dei buchi sulla strada, prendono il buco, cadono e magari non cadono lato destro, cadono lato sinistro, tu sei con la macchina, lo centri e gli passi in cima. Vediamo di chi è colpa? Vediamo? Perché dopo ti danno concorso di colpa che dovevi stare più distante dal monopattino, ma le strade sono quelle. Poi il codice della strada deve essere rispettato, deve essere più chiaro, ma deve essere appunto fatto da parte del governo. Se fanno questo nuovo codice della strada e verrà applicato, deve essere chiaro, ma chiarissimo. Fermo perché abbiamo un Livio, non il solito Livio da Padova, un altro Livio. Ciao Livio. Buongiorno a tutti. Volevo dire due paroline nel senso del discorso qua delle rotonde. Le rotonde, in tutte le rotonde ci sono dare la precedenza, no? L'80% uno che arriva passa dentro sparato via, non gli interessa se deve fermarsi, passa dritto. Mi dispiace per il signore che lui, poveretto, lui dice le cose giuste, ma queste con le rotonde sono un disastro, nel senso che sono troppo grandi, no? Sono grandissime. Quello che arriva va dentro sparato, ogni tanto adesso arriva prima, no. La rotonda che è messo, dare la precedenza, allora si guarda se c'è a destra, a sinistra qualcuno, se non c'è nessuno passo,
ma se c'è qualcuno mi devo fermare, come se fosse uno stop. Sì, ma è solo in Italia che succede sta roba, perché se vado all'estero queste robe qua non succedono, e questo è il problema. Quindi chiamasi rispetto. Aspettate, perché sennò ci parliamo sopra. Prego, Livio. Sì, volevo dire, queste cose succedono in Italia perché noi abbiamo la nostra festa. Io sono vecchio, sono vecchio perché ho 85 anni e della patente sono 66-67 anni che guido la macchina. Ecco, è vero queste cose qua, io vado anche con i miei figlioli in macchina, sa, papà, non devi, ma come non devo? Se quello non si ferma, deve fermarsi perché il codice vale per me e vale per anche la persona. L'altra persona non è che uno deve andare, ma mi sono arrivato prima, no, non si arriva prima, sei arrivato devi guardare a destra e a sinistra se puoi entrare nella rotonda, ma che altri discorsi sono? Se questo succedono gli incidenti, ecco tutto là. Niente, la ringrazio. Grazie invece, grazie a te Livio. Avete sentito i nostri diversamente giovani che verve che hanno, avete sentito? E soprattutto ecco come ragionano. Allora andiamo a vedere la seconda parte di Strada Amica, perché è molto importante, anche se è in persona, però sentire e ripetere quello che abbiamo già sentito ma che non fa mai male. Andiamo a risentire Gigi Pirollo. Noi facciamo dei corsi che, vi dico la sincera verità, tipo questo che facciamo a Belluno, provincia di Belluno, facciamo un'accelerata e mettiamo un birillo alla fine, gli diciamo bene, perché dobbiamo simulare un ostacolo. Bene, avevo detto su 98, 99, 90, ecco, 90 che schiacciano non il freno e poi la frizione, schiacciano la frizione, quindi andiamo, non rallentiamo, mettiamo delle curve contro curve e mi dicono, girano il volante, praticamente non fanno scorrere il volante. Significa che questi qua, quando vanno alla scuola guida, non imparano nulla. Cioè, gli chiedo, scusate, ma che la frizione, ma è possibile che schiacciate la frizione prima e dopo il freno? Io a scuola guida mi hanno insegnato così. Madonna. Simuliamo un tornante, arrivano giù la frizione. E perché? Perché siamo nel tornante. Ma che cosa vuol dire? Perché siamo nel tornante? Allora, capite quello che dico io? Cioè, manca l'educazione, cioè è come se dobbiamo creare un edificio enorme e mancano le fondamenta. Allora, ha detto giustamente la dottoressa Rebecca, ma iniziamo con le scuole elementari. Passiamo alle scuole medie, passiamo alle scuole superiori. Allora, se abbiamo dei ragazzini che non sono educati nel senso, io spiegavo prima, quando spiego a 200 ragazzi, che chiedo massima attenzione perché sto facendo il bene loro, non il mio, giusto? Perché se dopo succede un incidente, visto quello che è successo, ma noi mostriamo dei video che fanno paura veramente, mi sto male io per loro. Bene, spiego e questi hanno il telefonino e giocano col telefonino. Secondo voi educazione è questa? No. Allora, che cosa dobbiamo fare in quei casi là? Li prendo, gli dico le ultime 3 parole che ho detto, per favore. Non sei attento, fuori. Fuori, perché disturbi gli altri. Mi hanno detto che non è corretto dire queste cose, invece per me è educazione, è la formazione. Noi della nostra età, perché io sono vecchio, ma ci facevano un mazzo così i nostri genitori. L'educazione è la base di tutto. È difficile dire, perché dopo sono successi incidenti, che non era colpa vostra perché la signora trova l'ubriaco che gli viene dentro. Ma ragazzi, ma allora se non si può bere, anche a me piacerebbe bere un bicchiere, ma lo bevo se sono a casa e non mi muovo. Non bevo, zero. Perché se succede, forse non hanno capito che se vengono beccati e succede l'incidente, la patente la vedono dopo 1000 anni, giusto? Insomma, qualche anno sì, troppo poco, giustamente, hai detto giusto, troppo poco. Ma quello che intendo dire io è la sicurezza
la sicurezza sui ragazzi bisogna prenderla agli inizi, cioè andare alle scuole medie, insegnargli alle scuole medie. Io ho dei ragazzini di 13-14 anni, li facciamo girare in circuito e gli insegniamo come frenare, ma quelli imparano prima dei ragazzi di 18, tanto per dire, e poi gli insegniamo l'educazione stradale, cosa che deve essere fatta. Invece gli esami alle patenti non è che fanno quello, cioè ti bocciano, ma tanto sappiamo come succede, cosa succede. Ma se noi partiamo tutti, ma tutti, dico tutti, a insegnare in una determinata maniera, non dico che risolviamo il problema, perché è irrisolvibile, questo ve lo dico, è irrisolvibile, però magari cerchiamo di diminuire quelli che sono i incidenti. Se bevono, giustamente, io se ho i miei figli ho detto, se bevete per caso e siete insieme, state a casa, oppure chiamatevi, mettetevi insieme, uno che non beva, guida lui, però dopo troviamo l'altro imbecille che viene, che ha bevuto e viene incontro e succede il disastro. Quindi c'è anche fortuna nella vita, perché la signora che ha trovato il figlio, quello lì bastava 2 metri più in là, non succedeva nulla, quindi ci vuole anche, scusate il termine, culo nella vita, ecco. Abbiamo Graziella da Mestre, vai Graziella. Sì, buongiorno a tutti. Volevo dire una cosa. Io sono spesso in bicicletta a Marghera e mi trovo che le strisce pedonali di solito sono dopo una curva. Allora, se questi prendono la curva a forte velocità, ti ammazzano se in quel momento passi le strisce pedonali. Se prendono la curva con meno velocità e rallentano quando si è in prossimità delle strisce pedonali, non ammazzano le persone perché fanno tempo a frenare. E questo mi è successo più di qualche volta. Ma se ti sfrettano davanti come bolidi, ma certo che ti ammazzano. Non c'è rispetto per nessuno sulle strade. Guarda, io faccio le spese a un supermercato e di fronte alla strada devo passare per andare al supermercato e c'è le strisce pedonali e ci sono quelle ciclabili perché c'è la pista ciclabile. Si finisce la pista ciclabile e si entra sulle strisce ciclabili e quelle pedonali di fianco. Si fermano. Tu ti devi fermare. Loro non si fermano. Non c'è educazione, non c'è niente sulle strade. Non so, insomma, io non riesco più a capire niente. Va bene. Grazie Graziella, grazie. Purtroppo è così, non c'è niente da fare, ma la parola magica sarebbe il rispetto quando esci di casa per le persone, per te stesso e le persone. Questo è quello che manca. Che se noi iniziassimo subito a usare e mettere in pratica questa parola, forse gireremo tutti molto meglio. Allora Gigi, come ci vuoi lasciare? Che appello ultimo vuoi fare? Prego, guarda che Andrea Danti manderà l'invito per il 10 di novembre a San Zenone degli Ezzelini, mi raccomando di esserci, prego. Ci sarò. Allora, la raccomandazione che faccio sempre a tutti è quella che hai detto anche tu, rispetto. Essere, tanto arrivi, parti 5 minuti prima e non ti cambia niente, ti può cambiare la vita se muori oppure rimani paralizzato. Parti 5 minuti prima, arrivi al lavoro ugualmente e sei più tranquillo e viaggiare rilassati. Cercate di togliere via quelli che sono i telefonini, cercate di essere concentrati al massimo nella guida. Quello che ha detto la signora prima, io vorrei sapere chi era quello scienziato che ha messo le strisce pedonali dopo una curva. Non puoi metterla. Non puoi mettere le strisce pedonali dopo una curva, perché anche se vado a 30 all'ora ma mi trovo le strisce pedonali dopo la curva, è logico che miracoli non li faccio. Devi mettere le strisce pedonali prima della curva. Sì, ma io ho visto, Gigi, allora, strisce pedonali dopo la curva, subito dopo la curva, semaforo verde per l'autista, tu dimmi se è possibile una cosa del genere. No, tu dimmi se è possibile. Semaforo verde per l'autista, semaforo verde per il pedone, dopo la curva strisce pedonali. Cioè, non so.
abbiamo degli scienziati che fanno queste robe qua, sapete. Purtroppo. Grazie a Gigi Pirolli di essere stato con noi, veramente grazie Gigi, ci vedremo il 10 di novembre a San Zenone degli Ezelini. Invito tutti a partecipare per aiutare questo uomo che veramente si è messo in prima linea e ce la sta mettendo tutta. Qualcuno dice ma insomma intanto lui fa le ciambelle, poi se escono col buco o senza buco decideremo noi tutti assieme. Grazie pubblicità. Saluto due graditissime ospiti, due donne adesso abbiamo in presenza, abbiamo Antonella Caldart, presidente Fondazione La Porta, sentiremo questa meraviglia che magari non conoscete, non tutti, e poi abbiamo anche Serena Banzato da Padova, collegata con noi, psicologa dello sport, campionessa per triathlon. Grazie veramente Vanessa Banzato di essere qui, un piacere averla ospite, perché ho detto prima alla presidente Caldart che sono in stato confusionale, però dopo aver sentito Gigi Pirollo quello che ha detto, veramente sto cercando di capire me stessa, ma cioè, siamo in tanti, facciamo tutto e alla fine è come non fossimo nessuno, perché non ascolta, qualcuno non ascolta. Allora partirei proprio dalla presidente Caldart. Intanto spieghiamo questa meraviglia che abbiamo, che è questa fondazione La Porta. Prego. Sì. Grazie intanto per l'ospitalità, perché per noi è molto importante poterci far conoscere, perché trattiamo di minori, quindi siccome abbiamo i minori noi non possiamo portarli fuori, far vedere come tante altre realtà associative, noi dobbiamo portarvi dentro nelle nostre case. Noi gestiamo 2 case famiglie, 2 comunità per minori, una a Vittorio Veneto e una a Sarmede, dove appunto accogliamo bambini e bambine e adolescenti che ci vengono inviati o dai servizi sociali, qualche volta anche dal tribunale se sono casi di messa alla prova, e i ragazzi vivono con noi educatori, abbiamo educatori professionisti, 16, quindi siamo una piccola azienda, e una quarantina di volontari che fanno un po' da ponte tra ciò che succede dentro la casa e la società. Questo è il caso proprio tipico, no, del nostro lavoro. I ragazzi restano con noi, ognuno con un proprio progetto educativo, condiviso con i servizi sociali di provenienza, e noi, il nostro obiettivo è quello di accompagnarli nel loro processo di crescita, di fare ciò che famiglie spezzate, genitori che non sono evidentemente stati in grado di educarli nel modo corretto, non sono stati capaci di fare. Quindi siamo dei loro compagni di viaggio, educatori, e l'obiettivo è quello di condurli a diventare consapevoli di chi loro sono, di quali siano le loro capacità, le loro anche aspettative, le loro speranze concretamente. Ovviamente vanno a scuola, fanno attività sportiva, condividono la vita di tutti i giorni, e diciamo che la finalità ultima è quella di rendere loro autonomi, liberi di scegliere ciò che vogliono essere quando diventeranno maggiorenni. Bellissimo, e complimenti. Allora spieghiamo cos'è la messa alla prova per tanti a casa che non sanno, che non si conosce, non si sa. Invece noi dobbiamo ascoltare e capire cosa c'è anche nel territorio. Cosa vuol dire mettere un minorenne, parliamo di minori in questo caso, messa alla prova? Cos'è la messa alla prova, Presidente? È una forma alternativa al carcere, cioè quei ragazzi, quelle ragazze che il giudice ritiene che per loro non sia necessario rimanere in carcere, quindi reclusi, ma possano vivere una situazione che è comunque limitata negli spazi, perché hanno delle regole da seguire, dei limiti, però anziché farlo in un carcere lo fanno in una comunità, quindi in una casa più grande, una casa dove ci siano dei loro coetanei che non hanno lo stesso problema loro. Quindi c'è il vantaggio di avere anche dei compagni di viaggio che siano dei ragazzi e delle ragazze, diciamo, con problemi diversi perlomeno da loro, non legati a infrazioni o a giustizia. Cosa ha visto, ecco, durante questo percorso? Cosa vede, ecco? Perché poi si fanno le analisi, no? Quello che ho fatto, quello che ho cercato di dare e quello che poi è il risultato finale. Che risultato finale vede, Presidente? Dunque, diciamo che noi statisticamente, noi esistiamo da circa 40 anni e abbiamo aiutato, accompagnato circa 250 minorenni che sono diventati poi maggiorenni. La nostra statistica dice che il 98% di questi ragazzi e ragazze rientrano nel circolo della società,
che può essere la famiglia d'origine, un pezzetto di famiglia, magari un fratello, una zia, un cugino, oppure delle famiglie che se ne fanno carico, perché abbiamo anche il gruppo di famiglie che li prendono con sé, no? Non necessariamente in adozione, ma proprio in un percorso di accompagnamento. E la cosa bella è quando questi ragazzi e queste ragazze escono, ovviamente molto più sicuri di come sono entrati. Noi li accompagniamo sempre alla fine della scuola superiore, nel caso abbiamo anche la possibilità di tenerli con noi fino a quando trovano un piccolo lavoro, se non hanno un lavoro, se non hanno una casa, se non hanno una famiglia che li riaccoglie, e loro tornano sempre da noi. Molti di loro sono addirittura volontari oggi, vengono, abbiamo inaugurato domenica scorsa la sede ristrutturata di Sarmede e c'erano ragazzi che sono tornati da tutta Italia ed è stata un'emozione enorme, perché abbiamo visto proprio il loro amore, la loro voglia di dire agli altri ragazzi che sono ancora lì: ce la potete fare. Questa è la cosa più importante. Allora sentiamo anche come commenta la nostra ospite Serena Banzato, il tutto psicologa, questo numero importante. Io dico continuamente che basta prenderli per mano, accompagnarli. Io sono convinta e ci credo in questo. La dimostrazione sono i numeri che ha dato la Presidente, che ringrazio veramente, perché non è loro la colpa. Delle volte hanno situazioni, provengono da situazioni che voi neanche non immaginate, che è terribile dire poco, terribile dire poco. Però noi diamo le etichette, Banzato, delinquente, spacciatore, stupratore, perché ormai usiamo queste parole qua, non capendo che facciamo male a tutta la comunità, perché non è così, non è vero, però questo è il messaggio che è passato purtroppo. Ecco, cosa vede? Lei poi viene dal mondo dello sport, una campionessa, quanto importante è invece anche abbinare lo sport a quello che è il tuo stile di vita quotidiano, anche a questi ragazzi che magari all'inizio non lo vogliono neanche fare, perché non conoscono, non sanno, invece dove ti può portare anche una disciplina sportiva magari abbinata a una fondazione come la Porta. Prego Banzato. Intanto buongiorno a tutti e grazie per questa ospitalità, per me è un onore essere qui. Anche nel servizio precedente abbiamo usato una parola importante che è educazione, quindi sicuramente i nostri ragazzi hanno bisogno di educazione a 360 gradi, ma quella che più manca, oltre a quella stradale di cui parlavamo prima, è un'educazione emotiva. Manca anche a noi adulti. Io nasco Vediamo. Riprovi. Mi sono trovata per lunghissimo tempo a lavorare nelle famiglie. Stavo dicendo che quello che può mancare adesso, quello che manca sicuramente è un'educazione emotiva. Io nasco come psicologa infantile e ho fatto anche la maestra per lunghissimo tempo, maestra di infanzia, e effettivamente quello che poi mi ha portato a lavorare con i ragazzi e con le loro famiglie è proprio questo bisogno di accompagnare adulti e ragazzi e bambini nella conoscenza emotiva, nella conoscenza anche delle proprie emozioni. Quindi spesso queste etichette, come stava dicendo anche lei, non servono a nulla, rischiano semplicemente di ghettizzare i nostri ragazzi. Quello che cerco di fare io insieme ai miei colleghi nel mio piccolo è proprio quello di sensibilizzare invece alla parola educazione. Abbiamo bisogno tutti di imparare di più sulle emozioni, qualcosina si inizia a fare anche grazie ai cartoni, escono fuori cartoni importanti come Inside Out, ma ce ne sono tanti altri. Lo spieghi perché a casa i nostri diversamente giovani non capiscono. Spiegate quando parlate o dite delle sigle che per noi è normale, ma a me piace che capiscano tutti. È un titolo di un cartone che sta uscendo in questi giorni, dove proprio fa bene sia ai piccoli che ai grandi, a qualsiasi età, perché in maniera molto divertente ma con immagini molto utili spiegano cosa succede dentro di noi quando proviamo le emozioni. E effettivamente la nostra prima palestra relazionale è la famiglia, quindi se già nella famiglia ci sono delle difficoltà importanti, questo può diventare sicuramente una mancanza che da adulti può segnare, ma uso il può,
perché effettivamente grazie a persone e ad associazioni, grazie a chi crede nel cambiamento, possiamo compensare queste mancanze, possiamo aiutare i nostri ragazzi a fare in modo che la loro vita sia un rifiorire. Lo sport è sicuramente un antidoto, è uno strumento naturale che abbiamo per stare bene, fa bene a qualsiasi età. I dati di oggi però sono un po' allarmanti perché i nostri ragazzi, soprattutto in età scolastica, quindi dalle medie fino alle superiori, abbandonano proprio lo sport. Un po' per poca importanza che viene data proprio a queste materie, anche nella scuola, no? L'educazione, ci sono materie di serie A e materie di serie B. Spesso l'italiano, l'inglese, la matematica, per carità importantissime, sono di secondo piano rispetto a altre materie più creative, che sono appunto la motoria, il movimento, o la musica, l'arte. E questo in realtà è un grande peccato nelle nostre scuole italiane, perché noi abbiamo tanti talenti, tante intelligenze e possiamo veramente sfruttare tutte queste risorse che ci permettono di stare bene. I nostri Eppure ragazzi noi hanno avevamo bisogno il metodo Montessori che tutti ce lo copiavano e questo mi fa molto male, perché eravamo arrivati prima di altri, ci copiavano addirittura e poi vedete come ci ritroviamo. Sì, che lo sport si fa dalla quinta elementare, ci ritroviamo che lo sport si fa dalla quinta elementare, non prima, oppure a discrezione di questo insegnante, di questo educatore. Io mi domando se si può ragionare in questa maniera. Andiamo a vedere anche il video di questa inaugurazione di questa importante fondazione. Andiamo a Sarmede e andiamo a vedere la porta. Una giornata importante per la Fondazione La Porta, viene inaugurata la ristrutturazione della sede di Sarmede. Sì, oggi è una giornata bellissima, qui risplende il sole perché dopo 2 anni di lavoro, dopo una scelta coraggiosissima che è stata quella di svuotare questa struttura per ristrutturarla e poterla restituire ai ragazzi che qui ora vivranno, oggi davvero possiamo solo ringraziare, essere felici prima di tutto e ringraziare tutta la comunità che ci ha sostenuto, perché vedete, per arrivare fin qua abbiamo coinvolto l'intera comunità, che significa dai vicini di casa, agli amici e le amiche che ci sostengono in vario modo, agli enti pubblici, privati, l'ULSS, la Curia e poi varie associazioni e fondazioni che ci hanno aiutati e hanno contribuito perché alla fine noi potessimo davvero restituire questa casa ai nostri ragazzi. Qui siamo in una struttura nuova di zecca, bella fuori, bellissima dentro, con anche arredi nuovi, spazi adatti ai ragazzi e alle ragazze, sono oltre 500 metri quadri. Continueremo ad ospitare i nostri giovani, che sono semplicemente giovani fragili, ma non per questo deterministicamente destinati ad essere scarti della società. Noi crediamo nell'individualità di ogni persona, nell'unicità di ogni persona, pensiamo che la diversità possa divenire il loro punto di forza. Quindi tutto ciò è fatto per i ragazzi, per le ragazze che qui con noi vivono, perché crediamo di poter e dover dar loro, noi, non solo noi della Porta, ma noi come comunità, come società, di poter e dover dar loro l'opportunità di riscattarsi, di scegliere, di essere capaci di scegliere quale vita vogliono vivere quando diventeranno adulti. Un appuntamento importantissimo che arriva dopo quasi 2 anni di lavoro ininterrotto, è un arricchimento per tutta la nostra comunità, perché è solo tra l'interagire tra persone con problematiche diverse, realtà diverse, origini diverse, che possono trovarsi poi soluzioni concrete ai problemi. Io ho a mente ragazzi che ho conosciuto ancora 10 anni fa, che adesso hanno iniziato il loro percorso di vita, che ancora oggi ritornano qui per ringraziare i volontari, gli educatori che li hanno seguiti, dando a ciascuno un'opportunità per crescere nella loro vita. Quindi io come amministrazione posso solo dire un grazie dal cuore e manifestare tutta la mia vicinanza e anche tutta la mia disponibilità nel proseguo di questa grande comunità.
la ristrutturazione di questa casa che vede accogliere dei ragazzi che purtroppo nella vita non hanno avuto la fortuna di incontrare le persone giuste o all'interno della famiglia o nella società, vede Banca Prealpi San Biagio sempre in prima linea per il sostegno di queste persone. Le persone sono la cosa più importante che una comunità fatta appunto di persone ha a disposizione per poter creare un futuro. Dare un futuro a queste persone vuol dire dare un segnale a tutti i giovani e alla comunità che ci sono persone, enti che vivono nel territorio, che hanno a cuore tutto il territorio, hanno a cuore che le persone abbiano un buon futuro, come dicevo prima, e che possano incontrare qui una comunità che dia serenità, che dia possibilità di esprimere le proprie aspirazioni, i propri sogni e poter a loro volta domani ritornare il dono che hanno ricevuto. Banca Prealpi San Biagio c'è sempre. Quanta emozione oggi al momento dell'inaugurazione, del taglio del nastro, ci sono stati tanti momenti significativi. Sì, è stato bellissimo perché tutti coloro che sono intervenuti oggi a vario titolo a dimostrazione del loro ruolo e del loro contributo nella comunità ci hanno emozionato. In ciascuno di loro io ho vissuto una grande emozione perché parte proprio dal presupposto della condivisione che sta alla base del loro contributo, la condivisione del nostro progetto educativo. Ancora una volta chi vince è la comunità, è la società. E da domani? Allora, da domani si ricomincia a lavorare, non abbiamo mai smesso, oggi siamo a un punto d'arrivo e festeggeremo, poi da lunedì ricominceremo a lavorare. Innanzitutto riporteremo i ragazzi dentro in questa loro nuova casa e da qui continueremo quello che è la nostra attività quotidiana, grazie all'apporto indispensabile degli educatori che abbiamo e dei volontari che fanno da contorno proprio per continuare il lavoro con i nostri giovani. Allora, intanto complimenti Presidente Caldart, però se io non la invito e faccio vedere questo, quante persone sanno che nel nostro territorio abbiamo questa meraviglia? Io dico sempre, e saluto anche il sindaco Larry Pizzoli, lui è un grande, non c'è niente da fare, è un illuminato a mio avviso, quando vai a Sarmede trovi il mondo, cioè là c'è il mondo, arte, cultura, accoglienza, bellezza. Cioè, sono riusciti un piccolo paesino a coinvolgere la comunità. Da qua parte tutto, coinvolgere la comunità. Prego Presidente, complimenti ancora. Guardi, il sindaco Pizzol veramente è un sindaco magico. Noi quando abbiamo dovuto decidere cosa fare di questa casa, che non era più sicura per i ragazzi, con la prospettiva di dover spendere 1,5 milioni di euro, che per noi è stato tantissimo, c'era anche la possibilità di andare da un'altra parte e lui è venuto lì e mi ha detto: Antonella, rimani qua perché voi siete parte della nostra comunità. E questa è una cosa che ancora oggi mi emoziona, perché noi abbiamo ragazzi problematici, abbiamo ragazzi che talvolta non si comportano come dovrebbero anche fuori dalla casa. E invece lui, come ha detto nel video, ritiene che la convivenza fra persone diverse, con provenienze diverse, con problemi diversi, sia un arricchimento per la comunità. Il concetto di comunità educante è impersonato da Larry Pizzol. Quindi grazie a questo sindaco e grazie a chi come voi ci permette di uscire e di farci conoscere, perché ripeto, avendo minori noi non possiamo girare per la strada con i ragazzini o far vedere il nostro pulmino con la scritta perché la porta, perché non va bene, perché dobbiamo tutelarli innanzitutto, no? Loro sono ragazzi che alle spalle, come ha ben detto lei, hanno storie che noi persone normali non possiamo nemmeno immaginare. Molto spesso sono storie di violenza familiare inaudita e di genitori che tuttora sono violenti, quindi i genitori, la maggior parte di loro non sa dove sono i ragazzi, quindi dobbiamo assolutamente tutelare la loro privacy e il loro essere bambini e bambine, perché di questo hanno diritto, cioè di avere una vita serena, normale, accompagnati nel loro percorso di crescita. E se posso aggiungere una cosa, io condivido tutto quello che ha detto la psicologa, il fatto del cambiamento per esempio, no? Allora, noi viviamo in una società occidentale che ci dice
tutto, una cosa, una persona ha un inizio e ha una fine. La fine molto spesso è di scarto, è butto via, non servo più. Ecco, il nostro concetto invece è di vita circolare, cioè noi in questi bambini, in queste bambine, su di loro lavoriamo perché cambino e perché rientrino nella circolarità della nostra società. Quindi c'è un concetto proprio di sostenibilità sociale, perché se loro diventano scarti saranno un problema per la società, saranno un costo per tutti noi. Se invece noi riusciamo a recuperarli, ad accompagnarli, a farli rientrare nel circolo virtuoso della vita e della società civile, diventano a loro volta un valore aggiunto per la nostra società. Questo è il concetto base che deve passare nelle persone. Quindi noi non chiediamo la carità, non chiediamo i 100 euro, i 1000 euro perché mi fate pena, noi non vogliamo far pena a nessuno. Deve passare il concetto che noi lavoriamo per educare questi ragazzi a rientrare proprio nella società civile. Però vede, Presidente, io condivido tutto quello che ha detto, però lei ha detto una cosa fondamentale, alla fine ci vogliono i soldi. Certo. E perciò io sono dell'idea invece bisogna chiedere, quando non li hai bisogna chiedere perché fai il bene per la comunità, perciò i 100 euro sono importanti, i 10 euro sono importanti, non aver problemi anche di chiedere e soprattutto non aver problemi di darli chi può darli perché aiuta la comunità. Ecco, se tu fai questo hai già fatto un passo in avanti. Abbiamo Tamara, poi andiamo dalla nostra Stefania. Vai Tamara. Scusa Mirella. Mirella, volevo chiedere una cosa al Presidente della comunità, della cosa alla porta. Siccome non ho appena acceso la televisione, non ho bene capito, ma è solo per minorenni o anche per maggiorenni, una via un misto, diciamo, perché tu sai la mia storia, io avrei piacere di farmi un'altra vita e mi piacerebbe, visto che da Spresiano andare a Vittorio Veneto Conegliano, non so che cavolo sia, è un attimo prendere la corriera e andare. Mi farebbe piacere che la Presidente mi dasse una risposta. Ciao Mirella. Ciao Tamara, allora Tamara poi ti chiamerò, ti darò tutti il nominativo anche della dottoressa, anche perché per parlare con Tamara, fare una telefonata non è un problema, ha già spiegato chi sono, te lo spiegheremo bene perché lo meriti. Tamara ce la sta mettendo anche lei tutta quanta, Tamara. Perciò brava Tamara e avrai il numero della dottoressa che ti ascolterà perché l'importante è anche l'ascolto, io sono convinta. Se uno ha voglia di provare, di cambiare, fare dei percorsi importanti per lui è giusto dare l'opportunità. Allora, dottoressa, quello che io volevo dirle, questo sport che lei ha detto fa molto male quello che ha detto, i ragazzi stanno abbandonando lo sport. Perché secondo lei succede questo? Come mai succede questo? C'è un qualcosa che all'improvviso scatta in loro e gli fa perdere quello che era un'opportunità anche di un percorso importante. Cosa è successo secondo lei? Che messaggi sono arrivati? Perché un ragazzo e poi molti ragazzi, che sono veramente tanti, lasciano le discipline sportive. Prego. Allora, la motivazione non è mai unica. Io vado nelle scuole portando anche la mia storia, perché io ho una storia anche interessante. Prima ero normodotata e adesso sono una paratleta dopo una malattia, quindi cerco di sensibilizzare Vedi che io l'ho trattata come normodotata perché per me non esiste? Io li chiamo diversamente agili. E basta. Esatto, è un bellissimo termine, però è giusto comunque differenziare il primo e il dopo nelle storie di chi ha avuto qualcosa di simile come me o comunque si è trovato fin dalla nascita qualcosa per la quale ha dovuto stimolare la sua parte creativa per rileggere la vita. Io vado nelle scuole a sensibilizzare proprio sull'importanza del movimento, però è vero anche che non è sufficiente andare direttamente dai ragazzi, bisogna appunto, come parlavamo prima, educare il
nell'intera comunità. Quindi una comunità educante funziona, andare solo sui singoli casi non è sufficiente. E le motivazioni che raccolgo sono diverse. Credo che prima di tutto non ci sia proprio una corretta educazione sportiva, perché come dicevamo prima la motoria entra in gioco nell'età dei ragazzi troppo tardi, quando sono già dentro un percorso dove in qualche modo vengono a livello proprio scolastico valutati. Quindi l'educazione motoria viene vista come una materia o da valutare o comunque di serie B. Che viene spesso trascurata. Io ho 2 bambini, uno all'età delle elementari, ed effettivamente vedo che è una materia che viene molto rosicata rispetto alle altre. Quindi c'è proprio un messaggio culturale, sociale, dove l'aspetto motorio è di poca importanza, almeno che non sia a livelli alti. Quindi se il bambino non ha un percorso comunque alla fine come dire, alto, di alto livello, quindi non è già un piccolo campione, la scuola sempre di più lascia il messaggio che lo sport può essere rimandabile. Vedo che comunque anche i ragazzi che cercano di portare avanti il loro sport con allenamenti importanti durante il pomeriggio, con gare durante il weekend. In ogni caso in Italia è molto difficile entrare in un programma che si chiama Studente Atleta, dove i ragazzi possono essere in qualche modo aiutati a portare avanti la scuola, quindi fare le lezioni, avere magari delle interrogazioni programmate, dei compiti programmati, e poter portare avanti anche i loro allenamenti. Anche lì pochissimi ragazzi riescono ad accedere a questa cosa. Quindi, per esempio, succede spessissimo in età delle medie, quando i compiti iniziano a diventare importanti, quando le valutazioni diventano praticamente delle valutazioni non più sulla materia e quindi su qualcosa che puoi migliorare, ma spesso i nostri ragazzi si sentono il voto che prendono. Quindi io valgo 7, io sono sufficiente o sono insufficiente. Questo è gravissimo, che un ragazzino interpreti così la valutazione che prende a scuola. Succede che non riescono più a tenere 2 cose, non riescono a tenere lo studio e contemporaneamente anche lo sport, e quindi lo abbandonano. Oppure appunto il messaggio è: devi essere un campione. Quindi il movimento sano, il gioco, perde proprio importanza nella vita dei nostri ragazzi. Inoltre c'è un altro aspetto che io noto spesso: mandiamo i nostri ragazzi, iscriviamo i nostri bambini nelle varie attività sportive e intanto noi stessi trascuriamo questo aspetto. Quindi mamma e papà stanno sul divano, magari hanno anche un'alimentazione sbagliata, e però mandiamo il ragazzino a fare allenamento. Anche questo non va bene, perché il messaggio del movimento, dello sport come risorsa per star bene con se stessi, è un messaggio che anche in quel caso la comunità familiare dovrebbe trasmettere. Ripeto, non con l'obiettivo di diventare campioni, di avere per forza una medaglia, una coppa, ma proprio come benessere, quindi andare a fare una camminata insieme, abituarsi tutti a prendersi cura del proprio aspetto, di questo aspetto che è il nostro corpo, che ha bisogno di lavorare in prevenzione, perché tantissime malattie, tantissime difficoltà anche psicologiche si possono superare o prevenire grazie anche al movimento. Ma purtroppo appunto magari a livello proprio di famiglia abbiamo dei genitori sedentari, abbiamo dei genitori che trascurano questo aspetto, e quindi è molto difficile che il ragazzino impari l'importanza di questo aspetto. Ma mi scusi dottoressa, io vedrei modelli. anche l'altra faccia della medaglia, dove ci sono questi genitori che fanno sport, i ragazzi a casa. E io ne incontro qualcuno, anche delle mamme, e gli dico: scusa, ma tuo figlio dov'è a quest'ora? Perché non viene con... non ha voglia. Capisce che il dire no è una cosa incredibile, su un momento invece che dovrebbe essere anche di unione, questi genitori che non hanno mai tempo per stare con i propri figli, sarebbe anche del momento. Capisce che c'è qualcosa che non va, cioè mio figlio non ha voglia, no, tu lo devi stimolare, lo devi far uscire. Abbiamo l'obesità che spaventa, io ho i pediatri che lo dicono, dottoressa, e non se ne parla, non se ne parla. Abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea. Luigia da Treviso, vai Luigia.
Ciao, buongiorno a tutti. Niente, io volevo fare un commento riguardo al discorso dello sport. Io sono per lo sport. I miei figli entrambi, uno ha 20 anni e uno ne ha 16, hanno iniziato a 4 anni e mezzo, 3 anni e mezzo a fare sport e tuttora lo fanno perché giocano entrambi a rugby. E niente, io volevo solo dire una cosa, sono d'accordo con la psicologa nel dire che le scuole sono molto vincolanti riguardo al discorso dello sport, perché a me è capitato che mia figlia era stata convocata al CRV Veneto, aveva l'autorizzazione del CRV per l'assenza e l'assenza non è stata praticamente, come posso dire, approvata come assenza sportiva, ma come assenza normale. Pertanto le scuole, anzi ben altro, le scuole per alcuni ragazzi proprio dà fastidio che i ragazzi, soprattutto le superiori, facciano sport, perché guardano tanto i risultati della scuola, non so se mi spiego. Sì. Certo. Un ragazzo che fa sport, tranne in alcune scuole, soprattutto nell'ambito trevigiano, le scuole le dà fastidio che i ragazzi facciano Abbiamo sport. capito, Luisa, scusa, ma devo correre perché sono in chiusura. Comunque sei stata chiarissima, condivido quello che hai detto, è vero, mi sono arrivate anche telefonate come la tua. Prego Banzato, come commenta veloce perché siamo in chiusura. Un piccolo commento anche a quello che dicevamo prima. È vero che delle volte ci sono proprio i ragazzi che non hanno voglia, ma il messaggio è che se fin da piccoli giocando si muovono e questa cosa viene incentivata e viene anche accompagnata da una famiglia in movimento, queste diventano occasioni per la famiglia per stare insieme e poi diventa una necessità. Cioè il movimento è una necessità naturale che però se non viene allenata, se non passa come messaggio, se poi la scuola la considera una cosa di poco conto, va a perdersi perché è un aspetto di noi che c'è ma che si atrofizza se va a morire se non viene allenato. Quindi il ragazzino arriva poi a preferire la PlayStation, ma qualcuno gliel'ha data in mano, qualcuno non l'ha stimolato fin da piccolo a preferire il gioco fuori, a provare a superare l'imbarazzo di entrare in una squadra da qualche parte. Quindi è più complesso con i ragazzi di oggi, ma perché probabilmente è mancato qualcosa precedentemente. Ma sa, ormai il genitore gestisce il sì e il no a suo piacere, quando decide di dire sì e di dire no, invece di chiedere al bambino il perché. Perché i bambini da piccoli chiedono perché sono curiosi, vogliono sapere, tu devi spiegare il sì e devi spiegare il no. E invece basta con questi perché non hanno più tempo però quando vogliono il sì e no se lo gestiscono, però senza capire se vuole il sì o se vuole il no. Allora, Presidente Caldarte, come ci saluta e cosa vuole dire? Guardi, intanto vi ringrazio perché appunto voi ci avete dato la possibilità di uscire. Noi per esempio con lo sport come abbiamo fatto entrare una società sportiva che viene ad allenarsi nel nostro campetto, abbiamo un campetto da pallacanestro, coinvolgendo i bambini. Quindi anche quello è stato un modo per appassionarli allo sport e per farli sentire parte della nostra società. Quindi grazie a voi, noi abbiamo una porta sempre aperta, quindi se volete venire a trovarci, a conoscerci, ovviamente ci fa molto piacere. È vero, siamo arrivati a concludere i lavori della sede di Sarmede, ma abbiamo sempre bisogno dell'aiuto di tutti, perché con le rette che i comuni ci pagano riusciamo a mantenere i ragazzi nella loro vita quotidiana, scuola, un po' di sport, ovviamente l'abbigliamento, la quotidianità. Diciamo. Ma per tutto ciò che è un'esperienza indispensabile per crescere abbiamo bisogno dei contributi di tutti, quindi la nostra porta è sempre aperta. Grazie. Sentiamo anche come ci saluta la nostra Serena Banzato, psicologa e campionessa paratriathlon. Pensate, ecco, questa donna che ce l'ha messa tutta ma è arrivata. Sa cosa penso, Serena, quando quella ragazza, quella sportiva ha perso la protesi? Non facciamo niente, ha perso solo la protesi, era già arrivata. Eppure questo cadere e rialzarsi nello stesso momento. Ecco, io quel video là lo farei vedere continuamente nelle scuole. Cosa vuol dire cadere e rialzarsi, ma soprattutto l'emozione che ha saputo darci. Ecco, siccome le emozioni non le
viviamo più o pochissimo. Grazie a voi, e qui includo anche lei, Serena, di darcele. Come ci saluta Serena? Beh, intanto grazie per questo scambio, mi piace tantissimo conoscere anche questa realtà della Porta, perché sicuramente approfondirò e cercherò, perché credo tantissimo nella rete, quindi approfondirò anche questa conoscenza di me, perché il territorio, come dicevamo prima, offre tantissime opportunità, ci sono tantissime persone che credono nel cambiamento e nella comunità educante e soprattutto credono nei nostri ragazzi. Partiamo da noi, partiamo prendendoci cura del nostro sport, del nostro movimento, e anche i nonni possono essere strumento di contagio positivo con questi ragazzi, questi nipoti, quindi partiamo dal prenderci cura di noi. Allora, se la Presidente Caldart mi dà l'ok, io darò i numeri, perché così vi mettete in contatto. Ecco, penso sia molto importante. Una cosa che faccio spesso, mi piace, perché mi chiedono appunto di conoscere, di parlarsi, di scambiarsi anche delle riflessioni, e lo trovo una cosa molto buona, Presidente Caldart, perché noi abbiamo bisogno di conoscere, di conoscerci e di capire cosa si può offrire. Ecco, se tutti quanti facciamo e mettiamo quella famosa goccetta nell'oceano, forse ce la faremo anche ad aiutare questi ragazzi che a mio avviso stanno alzando un po' troppo l'asticella. Molti l'hanno anche superata, perché forse non c'è qualcuno che li ha presi per mano e li ha accompagnati in un percorso diverso. Detto questo, ringrazio i miei ospiti e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Insalata di mele, sedano, noci e formaggio. La mela è il frutto del melo ed è originaria dell'Asia centrale. Ne esistono più di 2000 varietà, cresce quasi a ogni latitudine, è facile da conservare, costa poco ed è disponibile tutto l'anno. Ottima per la salute, la mela rappresenta il primo alimento adatto all'alimentazione del neonato dopo il latte materno. Ingredienti per 4 persone. 3 mele verdi, 2 gambi di sedano, qualche guerriglio di noce, 150 grammi di Emmental, il succo di mezzo limone, un cucchiaio di aceto di mele, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Sbucciate le mele, privatele del torsolo, tagliatele a pezzetti. Spruzzatele subito con il succo di limone affinché non anneriscano. Lavate e mondate il sedano e tagliatelo a pezzetti. Tagliate il formaggio a cubetti. Riunite tutti gli ingredienti in una insalatiera, insieme con i gherigli grossolanamente tritati. Emulsionate l'aceto con l'olio, il sale e il pepe. Condite l'insalata.
lasciate insaporire qualche minuto e servite. E buon appetito!